Buongiorno, buongiorno. Allora, questa mattina non leggerò il libro Il viaggio di mamma Teresa, perché nella seconda parte avremo dei ragazzi che sono studenti, che sono con i loro insegnanti, i quali hanno scritto questo libro, Il viaggio di mamma Teresa, Silvia Pascale e Orlando Materassi, per far capire l'importanza delle loro origini, delle storie, di queste donne, di queste mamme che tutti i giorni, pensate, anche in questo momento, stanno cercando i loro figli, stanno piangendo i loro figli, per questi sciagurati che non si rendono conto del dolore, che si potrebbe stare bene, in pace, c'è tantissimo per tutti, eppure purtroppo ancora queste famiglie, ma specialmente queste donne, piangeranno i loro adorati figli. Però adesso vi faccio una sorpresa, perché è veramente un piacere anche questa mattina presentare gli ospiti che spero arrivino, perché è molto importante. Allora andiamo a vedere cosa sta succedendo, perché veramente andiamo a vedere questa Pina che torna al lavoro, questa donna diversamente giovane, e questi ragazzini che qualcuno dovrebbe fermare, che si permettono di fare di tutto e di più. Andiamo a vedere Pina al lavoro. Lei li perdona adesso? Io perdono i genitori che non gli fanno del male, però una disciplina gli deve dare ai fioi. Però io perdono. È ritornata tra i suoi amati fiori Pina Gottardo, per tutti Pina, 86 anni, da 60 la fioraia di Treviso, dopo la brutta disavventura vissuta martedì quando un gruppo composto da 3 ragazzini, 2 maschi e una femmina, forse minorenni, ha gettato a terra una bottiglietta di spray urticante a pochi metri dalla sua bancherella sotto i portici tra via Zorzetto e Corso del Popolo. È questione di pochi attimi. La sostanza si propaga nell'aria con Pina che comincia a tossire e lacrimare, andando di fatto in panico. Sul posto arrivano anche il SUEM e poi i carabinieri. Tutto sommato non è successo niente, ma al momento è spasimo. Si ha paura perché può succedere tante cose. Adesso col mio lavoro si ha paura. Ci vuole un po' di controllo. Paura da un lato, ma anche riconoscenza con Pina, che è stata letteralmente sommersa dall'affetto di generazione di trevigiani. Tante persone le vogliono bene. Questo posso dirlo di sì, che mi vogliono bene. E anche hanno chiamato casa. Cosa era successo? Pina pensa poi a quei giovani che dopo aver gettato a terra la bottiglietta con lo spray sono scappati. Sì. Vorrebbe che le facessero le scuse? Beh, questo mi farebbe piacere. Sì, io sono qua ancora che continuo a lavorare con mia figlia. E spero che non succeda le robe brutte. L'età è alta, tanti anni che sono qua, mi sembra che deve essere un po' più regola. Allora, io veramente, intanto un grande abbraccio a Pina, che io conosco, è una vita che è fuori della COI, se vi ricordate, è lei che vende questi bellissimi fiori, ma soprattutto il poco rispetto di qualcuno, non sono tanti, di questi scherzi idioti, perché sanno benissimo, non sono stupidi, cosa può causare quel gesto. Avete sentito anche la telefonata della bomba nel Tribunale di Milano. Cioè questi scherzi, ma talmente idioti, che provano veramente, anche a livello psicologico, anche a queste persone non più giovani, degli effetti collaterali terribili. Per fortuna che Pina è fortissima, l'avete visto, Pina è una guerriera numero 1. Però capite che c'è sempre qualcosa, io capisco che è l'età che fa gli scherzi, ma ci sono scherzi e scherzi però. Ma come si fa a fare questi scherzi? Sai benissimo dove vai a colpire, potrebbe essere la tua nonna, potrebbe essere una della tua famiglia, ma soprattutto io lo chiedo veramente alla politica, volete fermare questi pochi ragazzini e fargli capire che le regole del gioco sono queste e non possono dettarle loro? Volete fermarli e far vedere e supportare invece quelli bravi, i progetti validi che avete nei cassetti e che fate fatica a tirar fuori? Volete tirare fuori questi progetti di associazioni di volontariato che gratuitamente chiedono di aiutare anche chi è in difficoltà, che possono essere i sindaci, può essere la regione, può essere la provincia, con progetti veramente validi di professionisti?
Io veramente mi chiedo se qualcuno sta ascoltando o sta guardando da un'altra parte, perché non sono tantissimi e sono sempre gli stessi che si spostano, sappiamo i nomi, i cognomi dei loro genitori, eppure le leggi li proteggono, questa è la verità. Allora andiamo a vedere anche un altro servizio, questo atto di niente, mi hanno detto che è arrivato l'ospite graditissimo, io non so, buongiorno professor Gerosa, io la ringrazio veramente. Buongiorno a lei. Buongiorno. Guardi professore, io la nomino tutti i giorni, lo sa, ma lo dico veramente, e sa perché... Ecco perché mi fischiano le orecchie continuamente. Se non è la Cufene, è la Mirella che lo nomina professor Gerosa. La Cufene allora mi tranquillizza, non mi serve un'otorina. Sa perché professor Gerosa? Perché noi siamo in molti a essere tanto contenti della sua promozione, perché è una promozione meritata, di una persona che sa di cosa si tratterà in futuro quando siederà a questi tavoli importanti. Perché vede, professor Gerosa, quando lei ha detto quella frase che a Mirella è rimasta molto impressa, bisogna girare la piramide, gli ospedali non sono fatti solo di mattoni. I ragazzi devono entrare negli ospedali e se qualcuno, Mirella, gli dice facciamo già, lei risponda che ho detto io, non facciamo abbastanza. Però vengo supportata da chi, professor Gerosa? Dal professor Cillo, che lei conosce benissimo, che ho avuto ospite la scorsa settimana, che mi ha dato ragione e mi ha detto, sa Mirella che abbiamo avuto la richiesta di 40 studenti che vogliono entrare nelle sale operatorie per vedere come facciamo, cosa facciamo, per noi è una soddisfazione enorme, ha ragione. Però, professor Gerosa, io devo dire la verità, prima che lei ricoprisse questo ruolo, io ho tentato tante volte di cercare di sfondare questo portone, però non è che sia stata molto ascoltata, perché forse qualcuno ha paura di questi giovani, non so, ha paura di far entrare aria fresca anche in questi ospedali, che invece potrebbero intrigarli di più, capire magari questi ragazzi che c'è un altro profumo all'interno dell'ospedale. E sa perché lo dico, professor Gerosa? Perché io ho avuto un ragazzo, 22 anni, un ricercatore, che ha scoperto a 22 anni la stella variabile, non so se gliel'ho già raccontato. E questo ragazzo ha detto, guarda Mirella, se fossi stato a scuola o internet, io non sarei mai diventato un ricercatore e non avrei mai scoperto la stella variabile. L'ho scoperta quando sono entrato in questo istituto meraviglioso, che ho visto cos'è l'astronomia. Sono stato intrigato e affascinato e da là ho iniziato a capire qual era il mio percorso. Scusa professor Gerosa, ma allora abbiamo ragione di capire, intanto apriamo e vediamo chi intrighiamo, la robotica, i nuovi strumenti che ci sono, le associazioni di volontariato che ci sono all'interno, aumentarle per aiutare ancora di più voi. Siamo fermi, professor Gerosa, nessuno ci chiama, a parte i soliti noti, il circolo magico, ma gli altri che potrebbero aiutare non ci sono. Prego professor Gerosa, mi scusi ma volevo farle una panoramica perché... Ha fatto una panoramica vastissima, toccando a 360 gradi tutti i problemi della sanità. È un momento molto particolare, è un momento molto critico per la sanità, nel senso che ci sono numerosissime emergenze, pensiamo alle liste d'attesa, pensiamo alla carenza di personale, non tanto di medici quanto di infermieri. Pensiamo al fatto, lei ha toccato prima come invertire la piramide sociale, una piramide sociale che si è completamente invertita. Siamo la regione Veneto, la regione col più alto tasso di indice di vecchiaia, quindi siamo la regione col più alto indice di vecchiaia in Italia e l'Italia è il paese in Europa col più alto indice di vecchiaia. Gli over 80 nei prossimi 10 anni aumenteranno quasi del 25%, quindi siamo di fronte a una società di anziani, e anziani vuol dire di fragili, di policomorbidità, per cui la cronicità si accompagna a più malattie. E quindi dobbiamo dare delle risposte con il nostro sistema sanitario universalistico, che è splendido. Gli italiani si dimenticano molto spesso che questo è un sistema sanitario universalistico, vuol dire pubblico, vuol dire solidale, vuol dire equo, vuol dire che si prende cura di tutti. Ma naturalmente per poter sostenere questo sistema dobbiamo, come mi piace dire, reingegnerizzare il pianeta sanità, cioè dobbiamo, come dire, modificare in maniera integrale il nostro pianeta sanità. Perché dico questo? Perché noi applichiamo ancora categorie, concetti, scelte che erano applicati a una società degli anni 60 e 70, ma se teniamo conto
dell'inversione della piramide sociale, di come si è modificata la società e dove i pazienti anziani sono un numero sempre più preponderante, dobbiamo identificare nuove strategie per mantenere quel sistema solidale, equo, pubblico. Allora, professor Gerosa, io l'altro giorno ero in ospedale, ho accompagnato una persona e ho visto due persone, come dice lei, io li chiamo diversamente giovani, in grosse difficoltà. Erano tremanti, confuse, non riuscivano a capire dove andare e forse lei mi conosce un pochino e io mi sono avvicinata perché ho visto, ecco, che era il caso di capire cosa stava succedendo ed era dalla mattina che giravano perché non riuscivano a capire come fare, dove andare, non riuscivano a fare il ticket. Allora io ho cercato di aiutarli naturalmente, però poi ho detto, ma com'è possibile che siamo 760 associazioni di volontariato, anche con grandi professionisti all'interno, tutto gratuito, quasi tutti, perché dobbiamo dirlo, e non veniamo chiamati all'interno degli ospedali, anche per l'accompagnamento. Gli ospedali sono diventati delle città, hanno dei grossi problemi queste persone di capire come fare, anche perché sono persone che hanno dei problemi, hanno acciacchi, hanno patologie. Allora dico, guarda te, se fosse alla porta, già c'è qualcosa, per carità, non dico di no, ma queste associazioni di volontariato che quando arrivano queste persone che si vedono, dire scusi, volete sapere, avete bisogno di aiuto, dove dovete andare, fare l'accompagnamento. Perché ci siamo, professor Gerosa, ci siamo, ma non veniamo chiamati. Non gliene può fregare di meno se non fai parte del cerchio magico, anche se sei la più brava, che hai i numeri, ma non mi interessa. Invece io penso che, visto l'età che ha questa società, che noi potremmo essere di grande aiuto, ma anche a livello psicologico. Quando io l'ho preso per mano questo uomo con la moglie tremante, perché tremavano, perché nessuno si fermava, perché purtroppo qua esiste ancora il Minovo combatta, sarà anche il profondo sud, professor Gerosa, ma che c'è un profondo nord, parliamone pure. E ha capito che dico, ma perché non riusciamo a fare rete, ad aiutare? Ma se siamo nati per quello, Allora, professor Gerosa, io spero tanto che lei capisca la mia buona fede, se lo dico in buona fede, perché abbiamo bisogno del supporto del volontariato. Se non ci fosse dovremmo veramente crearlo. Però bisogna che siamo ascoltati. Io non posso sentire, ho avuto una lite con un consigliere regionale, professor Gerosa, perché gli ho detto, ma perché scusa a quel tavolo, quella persona, quell'associazione che ha 6 iscritti non può partecipare? Perché bisogna arrivare a 10. Ma cosa vuol dire? Ma delle volte può essere più preparato quello con 5, con 6 che quello con 10. Ma cosa mi state dicendo? Ma guardate i numeri o guardate il contenuto e quello che vuole dire questa associazione? Mi scusi, professor Gerosa, ma devo dirgliele queste cose, che non è che posso confrontarmi sempre con lei. Prego, professore. Allora, faccio una premessa. Il volontariato è una grandissima risorsa di questa regione. Regione Veneto e il volontariato sono un binomio inscindibile. E lei ha perfettamente ragione. Allora, per quanto mi riguarda, non ci sono cerchi magici. Non essendoci cerchi magici, tutti quanti hanno diritto e dovere di sedersi al tavolo e di dare il proprio contributo. Quindi l'ascolto con grande attenzione e adesso che stiamo cominciando ad avviare le case di comunità, tra i diversi stakeholder, tra i diversi attori che vengono interpellati, chiaramente ci sono anche le associazioni di volontariato, perché come giustamente ha detto lei e ha portato un esempio perfetto di quello che ci ha raccontato, il loro ruolo diventa un ruolo importante, cogente. Grazie professor Gerosa. Un'altra cosa, un'altra richiesta, professore, poi non le faccio più richieste. Allora, io ho avuto il primario del centro spinale di cardiochirurgia e ho chiesto, vista la necessità che abbiamo, io ascolto i diversamente giovani, io non so, a me fanno una pena, io voglio aiutarli. Perché non fare in questo ospedale, questa cittadella enorme della salute che abbiamo a Treviso, e visto che il vecchio ospedale è ancora vuoto, non vorremmo anche capire cosa si fa, fare un centro di fisioterapia molto grande e non costringere queste persone a cercare dove andare a fare la fisioterapia,
è lontana, chi mi accompagna. Una volta, professor Gerosa, io mi ricordo, la riabilitazione si faceva all'interno dell'ospedale, non diventavi matto per cercare. Perché non sfruttare questi spazi bellissimi che abbiamo a disposizione per cercare di aiutare, di incontrare queste persone? Perché veramente, se no, di cosa parliamo se non cerchiamo di agevolarli? Prego, professore. Allora, guardi, le alzo anche l'asticella. Oggi non dobbiamo parlare solamente di riabilitazione post-operatoria, ma dobbiamo, proprio perché i pazienti sono più fragili, più anziani, con più comorbidità, non dobbiamo parlare solamente di riabilitazione, ma dobbiamo parlare di preabilitazione. Cosa vuol dire? Che quando ci si prepara all'intervento chirurgico bisogna essere preabilitati in modo da arrivare nelle migliori condizioni possibili all'intervento stesso, perché questo vuol dire allora un più veloce recupero dopo l'intervento chirurgico e una più precoce dimissione, perché sappiamo che i pazienti anziani non possono restare ricoverati in ospedale. La famiglia, il domicilio sono la migliore situazione logistica per il recupero non solo fisico ma anche mentale del paziente anziano. Chiaramente per poter ottenere questo dobbiamo riabilitare il nostro paziente ed ecco che allora gli ospedali di comunità diventano un momento importante in questa filiera terapeutica, perché dobbiamo riabilitare il nostro paziente per restituirlo al domicilio. Ma restituito al domicilio non è che possiamo abbandonarlo a se stesso, perché il nostro è un percorso di cura, una presa in carico, anzi io preferisco dire una presa in cura del paziente, dal momento della diagnosi al momento ad esempio dell'intervento in acuto e successivamente alla dimissione. E quindi bisogna sviluppare tutte quelle altre soluzioni, pensiamo alle ADI, le assistenze domiciliari integrate, l'infermiere che a domicilio può prendersi cura del paziente. Dobbiamo allora utilizzare quello che la tecnologia ci mette a disposizione, la telemedicina. Sono chiaramente tutte bellissime parole che però vanno calate in concreto nella realtà assistenziale quotidiana e qui ci scontriamo un attimino con alcune difficoltà in termini di professionisti disponibili, in termini numerico dico, non disponibili di volontà, in termini di numericità, disponibili a poter avviare tutti questi percorsi. Grazie veramente professor Gerosa, guardi io le parlo veramente col cuore aperto, io tutti i giorni mi calo con queste realtà e sento la difficoltà che hanno, si parla di telemedicina ma non riescono neppure ad operare il cellulare. Io al sabato nella terza parte faccio lezioni di sicurezza perché veramente questi mezzi infernali poveretti li stanno distruggendo, non li conoscono, rispondono, sbagliano, perciò capisce che dobbiamo fare un passo al lato e cercare di capire a chi ci rivolgiamo, chi può fare la telemedicina, chi non la può fare, ma avere le stesse opportunità. Però adesso le faccio una gradita sorpresa, professor Gerosa, perché so quanto lei ci tiene al sociale, tanto è vero che fa volontariato nelle Paralimpiadi e io sono veramente orgogliosa di avere vicino a me Vito Bonaldo, eccolo qua, grazie, un atleta diversamente agile con il calcio balilla, lui vero Vito, un calcio balilla, una persona che vuole vivere la quotidianità come tutti gli altri. Grazie Vito, cosa vuoi dire al professor Gerosa Vito? Questo momento magico che speriamo vada bene perché le Paralimpiadi, io farei solo Olimpiadi, non so perché continuiamo a chiamare Paralimpiadi, farle dopo non so quanto, ma vabbè non importa, andremo avanti un passetto alla volta Vito, ce la faremo Vito. Cosa vuoi dire Vito? Intanto ho sentito quello che stavate parlando voi e aggiungo io ad esempio che sono un disabile molto abile, ho la mia patente, sono autonomo come che sono venuto qua. Il problema degli ospedali, oltre che non ci sono accompagnatori, non ci sono neanche posti per disabili, perché per esempio io vado tante volte in ospedale a Padova, c'è un parcheggio dentro l'ospedale che per parcheggiare la macchina devi arrivare 2 ore prima, perché stai là un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza in coda per trovare il posto dei disabili. Tra cui quelli che scendono dal parcheggio con le macchine, di disabili forse ce ne saranno una metà, il resto non so, tutti hanno il tagliando di parcheggio dei disabili e quello, se io ho un appuntamento da fare un'operazione qualcosa, devo arrivare 2 ore prima, avrò un'ora di strada per andare a Padova, 2 ore prima per trovare il parcheggio, è una cosa insopportabile e poi è veramente difficile
girare dentro e riuscire a fare qualcosa. Se ci fossero degli accompagnatori, molto meglio, sarei più tranquillo. E comunque un'altra Posso fare una carezza a Vito? La posso fare. Capite che la Mirella quando parla non è che ha voglia di parlare o che farsi vedere bella, brava, è che parlo con la loro voce perché li ascolto. E so quei problemi che ci sono, che si possono poi risolvere, Vito, come ho detto io. E per fortuna che la mia disabilità mi permette di essere abbastanza in autonomia, però veramente è una difficoltà atroce a dover fare qualsiasi cosa, una visita, cioè è una cosa indecente. Poi volevo, ad esempio, io sono stato fortunato che dopo aver fatto un po' di riabilitazione a Campo San Piero in ospedale, sono riuscito a entrare in un centro disabili motori e lì sono rimasto 6 anni che mi hanno aiutato a reinserirmi nel mondo delle disabilità, perché non è facile rifare la patente, fare i passaggi e quant'altro. Ho dovuto lottare una vita e sto ancora lottando, c'è sempre da imparare, anche se ormai sono anziano, perché ormai Come anziano? Sei diversamente giovane e diversamente agile, Vito Bonaldo. Sono diventato anche nonno quest'anno. Bellissimo, bellissimo. Da un mese, 1 anno e 1 mese. Complimenti. Allora salutiamo anche nipotino o nipotina? Nipotino. Come si chiama? Federico. Ciao Federico caro. Allora professor Gerosa, come commentiamo queste parole? Io so quanto è importante per loro confrontarsi con chi veramente sta cercando di dare una mano. Prego professore. Allora, per quanto riguarda il parcheggio, come dire, condivido appieno quello che ha detto. Fino a qualche mese fa lavoravo in cardiochirurgia in ospedale a Padova e da anni andavo a piedi in ospedale perché è impossibile trovare un parcheggio per la macchina. E quindi quei pochi parcheggi dovrebbero essere assolutamente riservati ai pazienti disabili o meno abili, come dice lei, cioè quei pazienti che hanno necessità di arrivare all'interno dell'ospedale, e io identificherei anche delle aree di parcheggio all'interno dell'ospedale dove dopo ci saranno delle possibilità di trasferimento accompagnati all'interno della struttura di terapia e cura. E devo dire che per quanto riguarda i percorsi di diagnosi e terapia, ci sono dei momenti che non fanno parte proprio della parte diagnostica e terapeutica, ma che sono altrettanto importanti, che sono quei percorsi di accompagnamento verso la diagnosi e la terapia, perché il paziente deve essere preso in carico totalmente e non può essere abbandonato durante il percorso. Quindi mi riallaccio a quello che diceva, ad esempio, della riabilitazione che aveva fatto. Sono momenti importantissimi anche quelli, e quindi bisogna sviluppare delle strategie che permettano che questo accompagnamento si mantenga lungo tutto il percorso. Pensiamo ai pazienti oncologici nel momento in cui entrano nella fase cosiddetta di out of therapy, in cui cadiamo nella fase terminale. È ancora più importante lì l'accompagnamento del paziente, non può essere abbandonato e lasciato da solo a gestire questa parte. Quindi condivido appieno quello che ha detto. Chiaramente la logistica non è semplice, pensiamo all'ospedale di Padova, che è un ospedale all'interno di una città, e quindi il problema di un sovraffollamento dei parcheggi, pensiamo solamente quanto personale lavora all'interno, ma l'ospedale è per il personale e per i pazienti, e quindi dobbiamo concentrarci su queste priorità. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Scusa Rinaldo, ma capisci l'importanza di avere il professor Gerosa e anche il confronto con Vito Bonaldo, questo atleta paralimpico, adesso lo diciamo perché siamo paralimpici, bisogna tenere su alta l'asticella. Ecco, guardate questi giochi paralimpici, guardateli a casa, sono creature meravigliose, pensate il sacrificio per arrivare a questo, ma soprattutto quello che dicono, che Mirella vi dice, non importa vincere Mirella, mi dicono, l'importante è partecipare, dire io c'ero quella volta. Pensate quanta umiltà hanno questi atleti meravigliosi, per loro esserci è già importante, anche vincere, dai Vito, anche vincere, però insomma sentire da voi dire questa frase meravigliosa fa veramente commuovere. Vai Rinaldo, veloce, mi raccomando. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto saluto Bonaldo e gli altri che avevo difficoltà a camminare, a fare dei problemi. Seguiamo persone come me che mi insegnano ad andare avanti, non piangere solo al male che avevo. Ma dando una persona così
andrà a carica per imparare a diventare come lui. Bravo Bonaldo e grazie per l'esempio che ti dà a tutta la gente vada. E dopo voglio salutare Gerosa. Caro professor Gerosa, già era ora che mettesse nella sanità e la persona finalmente giusta. Ti auguro buon lavoro, va bene, e sono convinto che con la tua presenza, scusa se parlo di te, ma mi ti conosco tramite a Mirella da diverso tempo, va bene? E ora ti sei da brava persona, ti sa quello che ti fa, ti dà passione, ti dà l'entusiasmo e adesso ti sei come un leone, non ti vedi ora cominciare a mettere posto le robe. Ti faccio tanti auguri e ti auguro buon lavoro. Grazie caro Rinaldo, grazie. Professor Gerosa, vuole aggiungere qualcosa? No, ringrazio per le belle parole, forse eccessive per la mia persona, però quando ho detto si sente come un leone che bisogna mettere a terra tutta una serie di progetti, questo è verissimo, perché quello che mi ha spinto come dire, ad accettare l'incarico che mi ha proposto il Presidente Stefani, che ha dimostrato una grande come dire, apertura mentale nell'offrirmi, non essendo io un politico ed essendo assolutamente un tecnico, quando mi ha offerto questa opportunità l'ho subito accolta perché ci sono un sacco di progetti che possono essere messi a terra, che non sono semplici perché ci vogliono investimenti economici e sappiamo quali sono le ristrettezze economiche nel momento, bisogna modificare alcuni assetti organizzativi, ma come dico sempre io le cose si dividono tra le cose che si vogliono fare e le cose che non si vogliono fare. Poi magari tecnicamente alcune cose è impossibile farle, ma la gran parte delle cose se si vogliono fare si possono fare. Allora, le faccio una confidenza, ma è successo tutto qua davanti alle telecamere dove io poche settimane fa ho avuto ospite il nuovo Presidente della Regione Alberto Stefani e prima del Presidente avevo degli uomini, uno molto ammalato, ha presentato anche il suo libro al Festival di Sanremo, ecco un tumore veramente devastante, ma è riuscito a farcela dopo tante sofferenze e tanti patimenti e ringrazio in continuazione questa forza interiore, gioca a calcio, fatalità il calcio, ecco lo ha aiutato lo sport a fare quel passo in più per riuscire a vivere. E ha detto al Presidente Stefani, poi io l'ho fatto incontrare, ha detto, sai, ero per caso a casa, avevo la televisione accesa, a un certo momento sento una persona parlare e parla di temi che mi toccavano veramente. Ho detto, ma che sia questo? Viene dalla luna questo qua. Era il Presidente Alberto Stefani. L'ha ringraziato, gli ha detto, io non so se lei ci riuscirà, però le sue parole confortano molto, ci confortano molto, speriamo che lei riesca. E quello che stanno dicendo anche lei, professor Gerosa, speriamo che lei riesca, perché voi capite cosa vuol dire essere all'interno della politica, con la burocrazia, con questi cerchi, Mirella dice i cerchi magici, ma li incontrerà anche lei, professor Gerosa, non è che io me li inventi, non ho più 20 anni, neanch'io professor Gerosa, e ho i segni sulle spalle perché cerco di portare avanti gli ultimi, i fragili, non gliene frega niente a qualcuno, anzi diventano un problema, non capiscono che possono essere una risorsa. E allora guarda cosa ti faccio vedere, Vito Bonaldo, per dire la forza della voglia di vivere. Andiamo a vedere il nostro Fulvio Marotto, voglio farglielo vedere al professor Gerosa.
Allora, prima vorrei sentire, prima il professor Gerosa, Vito Bonaldo, cosa vuole dire a Fulvio, così poi oggi lo vedo e glielo dico. Vito, cosa vuoi dire a Fulvio? L'unico uomo al mondo che ha la patente di moto, l'unico uomo che fa la maratona di 40 km, non nessuno la fa, 5, 10, ma 40 km, che porta le protesi che si fa lui, professor Gerosa, 24 ore su 24. Vito, cosa vuoi dire? Dobbiamo solo fargli i complimenti, che ha una forza d'animo eccezionale, unica credo, che ha un cuore grande, perché per sopperire la vita normale, ad esempio io ero un artigiano, ero abituato a lavorare sopra le scale, sopra impalcature, dentro e fuori degli appartamenti, condomini e quant'altro, e ho dovuto reinserirmi tutto di nuovo nella mia vita e trovare delle soddisfazioni, per prima la mia famiglia, che è quella che mi ha aiutato e caricato quando ero in ospedale, poi questo centro disabili motori dove che mi hanno rifatto una scuola come fosse un bambino, e lo sport che mi ha aiutato a reinserirmi nella vita così sportiva, e avendo avuto delle soddisfazioni, e a 64 anni far parte ancora della nazionale italiana per me è un orgoglio. Certo, sarò come un padre per loro, perché ci sono dei ragazzi che hanno l'età dei miei figli, anzi i miei figli sono anche più grandi. Bisogna fare solo i complimenti che veramente riesca a fare tutto questo. Professor Gerosa? Ma guarda, le immagini che ho visto mi trasmettono una serie di messaggi. Prima il valore fondante dello sport, il secondo che dalle immagini che abbiamo visto forse i meno abili siamo noi, e il terzo che la gente dovrebbe apprezzare molto di più la condizione di salute fisica, che viene data per scontata da tutti quanti noi, ma che scontata non è. E quindi questi tre pensieri nascono immediatamente vedendo quelle immagini. Professor Gerosa, quello che io vorrei fare, Fulvio Marotto fa parte del mio direttivo dei Veneti scacciati dalla crisi, era buttato là, professore, nessuno lo ascoltava, ho cercato di inserirlo, perché lui ha detto una cosa importante, lui faceva il carrozziere, professor Gerosa, e guardi cosa è riuscito a fare da solo e cosa fa da solo. E lui dice che le protesi che lui riesce a fare, nessuno riesce a farle così, forse perché le prova, le riprova, e le fa perfettamente, poi lei ha visto come si muove e dall'anno 1 più 1 fa 2. Però lui dice: a me piacerebbe tanto, Mirella, vado avanti con l'età, ormai le forze ci sono ancora, però piacerebbe insegnare, trasmettere quello che io sono riuscito a creare. Ma sa che nessuno lo vuole? Ma non gliene frega niente a nessuno? Adesso le lancio un'idea qui, perché recentemente ho partecipato all'inaugurazione del centro INAIL protesico che è appena stato aperto a Marghera. Perché sa che il centro protesico dell'INAIL è a Budrio, e INAIL ha voluto aprire sul territorio nazionale altri centri per la fornitura di protesi, per poi l'addestramento dei pazienti e quant'altro. Credo che sia importante riuscire a mettere in contatto il signore con il centro protesi di Marghera, perché credo che poi dall'interazione tra chi vive in prima persona questo problema e chi ha trovato delle soluzioni significative per risolvere questo problema, con chi di fatto dal punto di vista amministrativo e come dire, programmatico si occupa di questo, credo che
che questo incontro possa essere importante per tutti e possano poi derivarne benefici per tutti. Grazie veramente professor Gerosa, perché se abbiamo la fortuna di incontrare qualche genio è giusto anche dare il giusto valore. Lui si vede che ha nel DNA questa inventiva, questa genialità, non so neanche io. Pensi che l'ultima cosa che ha fatto degli sci, professor Gerosa, che quando tu sci e trovi magari un sasso, un qualcosa, questi sci da soli ritornano nella posizione centrale senza creare nessun problema. Ha creato un calzino per portare la protesi, che la puoi portare come fa lui 24 ore, che costa 3 euro, non lo vuole nessuno il professor Gerosa, costa massa poco. E ho detto: Fulvio, costa troppo poco, se lo vendi a 300 euro forse allora il tuo calzino... vendiamolo a 3 euro e mettiamolo in contatto con le persone con cui dicevo, che sicuramente no, guardi professore, ma io ci tengo, guardi, io sarò anche criticata, ma io ho il coraggio di dire quello che vedo, quello che sento, per aiutare gli altri, perché Fulvio vuole aiutare gli altri. Pensi professore che mi fa delle manopole per le bambine che non hanno le mani per andare in bicicletta, gratuite professore, non vuole mai soldi da nessuno, perché lui così ha un cuore enorme e mi fa queste manopole, Vito, in maniera che la bambina può andare in bicicletta senza nessun problema. E l'ultima volta, professore, questa bambina che appunto lo guardava, era una classe che faceva il centro estivo, gli ha detto: mamma mia, ma come mai tu hai così poche dita? Guarda io quante ne ho. E lui ha detto: guarda che io non sono io che ne ho poche, sei tu che ne hai tante. E lei gli ha risposto: posso dartene qualcuna? 5 anni, professore, cioè metterli a contatto, non a vedere più la disabilità come una cosa da non vedere ma da parlarne assieme. Questa bambina di 5 anni che dice a Fulvio: posso dartene una in più che ne ho tante. Capisce l'importanza di unire, non di metterli in un angolo e tirarli fuori quando a qualcuno fa comodo. Allora il mondo della disabilità è importante. Sì, beh. Vito, cosa vuoi dire? Diciamo che io come atleta paralimpico del calcio balilla ho fatto il corso di arbitro tecnico e sicuramente, e adesso sono anche presidente della mia società, della Barena di Jesolo, e sicuramente quando non sarò più della nazionale quello che farò è quello di insegnare il calcio balilla. Lo sto già facendo nel centro CDM, una volta a settimana mi trovo con degli atleti, anche delle prime armi, e gli insegno, so le regole, il regolamento e trasmetto. Ma come questo. Si sono aperte queste Paralimpiadi? Perché mi sembra un po' silenzioso, o sbaglio, Vito? No, stanno facendo... Caro, che buono, lui è buono. Stanno facendo abbastanza pubblicità per quello. E dopo noi organizziamo anche tornei integrati o anche genitore col figlio. Bello. Sui calcio balilla e facciamo un tornei di anche 30 coppie, dai 20 ai 30 coppie, è già una cosa molto bella, insomma, secondo me. Ascolta, un'altra cosa importante che volevo chiederti, Vito, prima il professor Gerosa parlava dell'importanza dello sport, del movimento, perché il movimento è salute. Ecco, come mai non riusciamo a far capire l'importanza anche di questa disciplina iniziando magari dall'asilo? Perché noi dobbiamo avere professionisti anche dall'asilo, non è che una maestra si deve inventare le arti motorie, cioè le deve sapere anche fare, gestire, perché è da là che inizi il bambino un po' alla volta a capire l'importanza del movimento. Cosa dici, Vito? Sicuramente sarebbe da iniziare da là, però io là secondo me non posso dire niente, perché per dire i miei figli che adesso hanno 30-40 anni, io come genitore li seguivo, non ero disabile, ero normodotato, però li portavo dappertutto, giocare a calcio, qualsiasi cosa. Cosa è successo a te? Spieghiamo cosa ti è successo. A me praticamente 12 anni fa quasi, il 15 maggio 2014, una sera andando a giocare a calcio balilla, per dire, e sono andato via con la mia Vespa IT3, era all'Imbronire
e una macchina mi ha tagliato la strada e lì sono andato sulla porta di fianco praticamente e sono volato in mezzo alla strada e ne è arrivata un'altra. Sono andato sotto con la gamba, ho rotto tutto il bacino, ho rotto un po' di costole, ho spaccato il casco integrale di mio figlio, che per fortuna avevo quello, dove ho rotto anche il casco, lo zigomo, i cristallini dell'occhio. Sono stato in ospedale 41 giorni in coma, hanno fatto 17 sacche di sangue. Quando sono arrivato ero praticamente dissanguato. Allora, per capire anche l'importanza del dono, il donare sangue, cominciate a donare perché, guarda, professor Gerosi, i dati che mi arrivano dei ragazzi che rinnovano, che fanno la nuova carta d'identità, però non ci sono donazioni, l'Avis è molto preoccupata anche per questo, ma proprio il dono, forse anche di questo bisognerà parlarne, professore, lei ha insegnato, era all'università, ecco, era una cosa importante, ecco, quanto è importante parlare con i giovani anche della donazione, ma si deve fare all'interno degli ospedali questo. Io sono convinta che a scuola sta lezioncina in classe non serve più perché non abbiamo i giovani, vuol dire che non li intrighiamo abbastanza. Prego, professore. No, credo che l'educazione più importante vada fatta a scuola, dopo possiamo estenderla portando i ragazzi all'interno degli ospedali e far comprendere cosa vuol dire il benessere e la salute e il perdere la salute e cosa viene a determinare alle persone. Lei ha citato i dati più recenti della donazione d'organo, sappiamo che andando in comune per rinnovare la carta d'identità viene chiesto se uno vuole poi dare una risposta positiva alla richiesta di diventare donatore d'organo e purtroppo i risultati più recenti sono molto deludenti, con il 40% di diniego alla donazione e la cosa più triste è che questo diniego alla donazione lo troviamo nei due estremi della fascia di età, cioè nei più anziani, e questo c'è una spiegazione che potrà essere legata al fatto che l'anziano pensa che i suoi organi non possano essere trapiantati, quindi un fatto culturale. Ma la cosa più grave è che la fascia più giovane è quella che dà il maggior diniego alla donazione d'organo. E ci sono diverse spiegazioni, forse non è ben organizzato perché uno entra, non c'è nessuna preparazione da parte del personale dell'anagrafe che in maniera un pochino anche brutale dice vuoi donare gli organi, non vuoi donarli, metti un sì o metti un no. Non è un tema che si possa affrontare in maniera così grossolana e veloce, però questo ci dice che dobbiamo fare molta formazione e informazione tra i ragazzi più giovani, perché il fatto che percentualmente sia la fascia d'età che più dà il diniego alla donazione d'organo chiaramente non è un bel messaggio, però molto si può fare e si deve fare all'interno della scuola, all'interno dei sistemi di informazione, televisione piuttosto che giornale, per spiegare l'importanza del dono e della donazione d'organo. Sa perché ho detto sì, forse ha ragione lei, mi sono spiegata male, forse scuola e poi intrigo all'interno di queste strutture che abbiamo, perché io ho avuto là il professor Gerosa e ha detto una cosa importantissima. Sono arrivati all'interno dell'ospedale 20 studenti proprio in visita per vedere e sono diventati tutti donatori. Ha detto come mai? Eppure noi non andavamo nella scuola, spiegavamo però non riusciamo. 20 ragazzi in visita, 20 ragazzi donatori. Sembrava di sognare, ha detto, come? Perché li hanno intrigati, hanno toccato con mano cos'è la donazione. Cosa vuol dire questa associazione, l'importanza del dono, gliel'hanno spiegato. Forse ecco l'importanza, questo profumo dell'ospedale che non è il profumo della strada, è un profumo diverso, è un profumo che ti dà la speranza, che ti intriga, dove tocchi con mano la disperazione, ma vedi anche una realtà, diciamo, la robotica che ai ragazzi piace tantissimo. Capisce, professore, che se uniamo le forze forse riusciremo a intrigare questi ragazzi che non aspettano altro, a mio avviso, solo di essere presi per mano e accompagnati, perché da soli non ce la faranno mai. Vediamo se c'è Francesco in linea. Francesco? Pronto? No, non c'è, vediamo se lo riprendiamo. Pubblicità.
Secondo lei come coinvolgere i giovani? Perché il futuro è nelle loro mani, non c'è niente da fare, noi dobbiamo capire, io col professor Gerosa che ho avuto ospite, professor Cillo che ringrazio anche, quando gli ho detto dobbiamo farli entrare più negli ospedali, non so se gliel'ho detto anche a lei quella volta che è venuto, aprire di più gli ospedali, farli entrare, capire che il profumo dell'ospedale è un altro profumo, non è il profumo della strada, coinvolgerti, ci sono mille cose, dall'intelligenza artificiale nella maniera corretta, con l'etica, alle strumentalizzazione, a tutto quello che può coinvolgere. E se qualcuno, professor Gerosa, le dice Mirella, si fa già, dica che ho detto io, si fa ancora poco. Io spero che questa piramide venga capovolta e che riusciamo a intrigare i giovani con delle cose importanti, anche il loro futuro. Prego, professor Cillo. Guardi, a proposito dei giovani, si ricorda che dovevamo fare quella cosa con i ragazzi. Beh, io ho avuto modo di incontrare i ragazzi del liceo Nievo e del Fermi qui di Padova. È stato straordinario che alla fine di questi incontri in 40 mi abbiano chiesto di venire in sala operatoria. C'è stato un rebound di interesse alla chirurgia che sembrava che noi pensavamo fosse perso. Quindi è ancora una volta un problema nostro di metterci in contatto con i ragazzi e fargli capire qual è la vera realtà, altrimenti la realtà è quella del telefonino, quella dei media, che purtroppo vogliono soltanto colpire alla pancia per fare un pochettino più di audience, un pochettino più di tiratura. Allora, visto che abbiamo il nuovo ospedale che è la Cittadella e abbiamo anche il vecchio ospedale, una volta io mi ricordo che la fisioterapia, come dicevano le telefonate, tutti i giorni si faceva all'ospedale. Tu facevi l'intervento e poi anche la... Perché non sfruttare il vecchio ospedale e fare un centro di fisioterapia, visto che è talmente grande e anche vuoto? Io non riesco ancora, gliel'ho anche chiesto, ma di là cosa fate? Perché io pensavo un allargamento, gliel'ho detto, di certe cose, però invece vedo che si svuota e si porta da un'altra parte. No, gliel'ho detto, cioè lo dico apertamente, non ho mica problemi di dire quello che penso, anche perché io l'ho visto, ho detto mi sembra un'autostrada, è la prima volta che sono arrivata, ho preso anche paura, poi un po' alla volta si migliorerà. Voi fate il migliore intervento possibile e riesce bene, ma il dopo? È il dopo che diventa un problema, perché se il dopo non viene fatto nella maniera corretta e giusta, come dice il dottor Del Verme, dottor Zanatta, l'intervento può anche andare male dopo, perché bisogna supportare l'intervento con una fisioterapia adeguata. Allora io lo chiederò anche al nuovo direttore Bizzarri, perché non aprire una bella fisioterapia in questo mega ospedale vuoto che abbiamo da un anno. Anche ieri lo guardavo e dicevo, ma chissà dentro cosa. Ecco, ero quasi tentata di andare a vedere quanti buchi vuoti c'erano. Perché interessa a tutti, noi abbiamo una popolazione diversamente giovane, qualcuno lo vuole capire sì o no, che noi non possiamo mandare queste persone anche con tanti acciacchi, con interventi anche importanti a destra, a sinistra, chiamare, non ti rispondono, pagare, ma non sempre facile. Dottor Zanatta, l'importanza, ecco lo dica, della fisioterapia, dell'intervento, ma dopo, ecco l'importanza di dire adesso vai e fai, giustamente il dottor Del Verme, non sono io, dice, però voi avete una parola importante, siete voi che poi vi confrontate con i direttori generali, se non sbaglio, ascoltano voi o sbaglio, dottor Zanatta? Perciò la vostra parola sarà anche fondamentale sul futuro dell'ex ospedale, che non si capisce bene perché nessuno ce lo spiega, ma fortunatamente ecco, io ho i primari che vengono volentieri, ognuno dice che per quanto lo riguarda di quello che vi compete la sua sensazione, perché noi dobbiamo fargli atterrare docilmente. Questi pazienti qua non possiamo buttarli là se solo se hai tanti soldi riesci ad avere le cure. E no, anch'io devo avere quello che mi aspetta di diritto, perché la sanità funziona ma la pago anche, ci mancherebbe anche che non funzionasse, dico io, dottor Zanatta. Ecco la vostra voce per cercare anche di aiutare questi interventi importanti, perché voi fate degli interventi che sono dei miracoli, lasciatemelo dire, a volte avete fatto un miracolo, perché è vero, cioè dovete essere supportati anche il dopo intervento. Prego, dottor Zanatta. No, ma noi la voce la diamo, non è che poi certo. Non veniamo anche ascoltati, perché bisogna dire, sì. da dire il vero quello. Il fatto è, ripeto, che le strutture che possono accettare i pazienti e tutti i pazienti che operiamo, perché ovviamente l'età in cui il paziente può essere sottoposto a un intervento è aumentata, quindi
come Mamma diceva mia. il mio collega. Fino a qualche anno fa era impensabile o poco probabile che un paziente di 80 anni venisse operato, invece adesso diciamo che è quasi quotidiano. Il problema è che recuperare strutture che possono poi fare la riabilitazione non è facile, perché manca proprio la disponibilità del personale. Creare un centro di riabilitazione, un centro di riferimento di riabilitazione sarebbe una cosa interessantissima, che poi sia all'interno dell'ospedale o al di fuori dell'ospedale, quello Però un punto cambia di riferimento? Cambia poco, però deve esserci un punto di riferimento. E allora, professor Gerosa, come ci saluta? So che per lei il tempo è prezioso, però volevo farle sentire anche queste importanti, ecco, persone che ho avuto ospite, per far capire che quello che dico non è che me lo inventi, ma è quello che sento, professor Gerosa, ecco, l'importanza di accompagnare queste persone. Prego. Allora, non inventa nulla, fotografa semplicemente la realtà. È una realtà di buon livello, ma come dico sempre si può alzare l'asticella e si può fare meglio e dobbiamo fare meglio. Questo vuol dire naturalmente investire meglio le risorse finanziarie e investire soprattutto in risorse umane, che in questo momento mancano soprattutto gli infermieri, ma sicuramente credo che in uno spazio temporale di alcuni anni dovremo riuscire a mettere a terra tutta una serie di progetti che possano dare risposte positive a tutte le problematiche che abbiamo sollevato nella discussione di oggi. Grazie veramente, professor Gerosa. Vito Bonaldo, come vuoi salutare il professor Gerosa? Cosa vuoi dire? Tu sei anche presidente anche di qualcos'altro, vero Vito? Sì, visto che, come le dicevo, faccio parte dell'associazione al CDM, c'è un'associazione che si chiama Ancora, e dove aiuta i disabili. Io sono stato aiutato da questo centro disabili motori che si chiama CDM, e dentro c'è un'associazione che aiuta ancora i disabili come noi, dove devono fare, non so, tutte le varie cose che devono fare, noi gli diamo una mano e anche magari li facciamo vedere effettivamente come si fa entrare in macchina, guidare, i vari accessori che ci sono, e dopo abbiamo dei contatti dove poterli mandare praticamente. Importante capire che ci sono anche questi punti di riferimento che sono fondamentali per il recupero della persona. Vai Giusy! Sei ancora là? Sì, vai. Allora, professor Gerosa, sono Giusy da Treviso. Mi ha commosso cosa ha detto di Fulvio, che lo vuole aiutare come insegnante sul suo lavoro. Finalmente qualcuno, professor Gerosa, ha capito la professionalità di questo ragazzo. E dottor Gerosa, è l'ultima speranza che ho io fra lei e il nuovo presidente della regione, l'ultima speranza, perché ho votato tutti quanti e tutti promettono, certo che tutto non si può fare, però qualcosa si dovrebbe vedere. Da anni che votiamo e tutti ti promettono questo, ti promettono quello, però non vedo risultati. Comunque, professor Gerosa, come l'ho detto l'altra volta, non stia andare in pensione adesso, meno ancora di prima. Vi ringrazio. Grazie ancora al professor Gino Gerosa, assessore regionale della sanità, di essere stato con noi. Veramente chapeau anche per quello che ha detto professor Gerosa. Grazie anche al nostro Vito Bonaldo, questo atleta paralimpico con il calcio balilla, questo sport che ha salvato, ma anche la famiglia, diciamo la verità Bonaldo, la famiglia, l'importanza della famiglia solida. Sicuramente. Vero? La famiglia è il numero uno e lo sport è quello che segue, e dopo rimanere in mezzo ai disabili a me ha dato forza, perché essendo disabile e aiutare i disabili mi dà ancora più orgoglio quando riesco a fare qualcosa per gli altri. Grazie, veramente grazie. Pubblicità.
che sorpresa questa mattina, e devo ringraziare sia la professoressa Silvia Pascale che il professor Orlando Materassi, perché hanno portato i ragazzi questa mattina, come piace tanto a Mirella. Grazie professoressa Pascale. Grazie a lei. E ringrazio veramente anche questa ragazza, Viola Tonello, di essere qui questa mattina, perché noi abbiamo soprattutto bisogno di ascoltare questi ragazzi, che ognuno di loro ha tanto da dire, come intrigarli, cosa gli interessa di più, cosa vuol dire partecipare a una trasmissione in diretta, perché siete in diretta con le persone a casa che vi ascoltano. Però per prima cosa io parto subito con Viola, professoressa Tonello. Chi è che vuoi salutare questa mattina che ti sta guardando? Credo mia mamma, mio padre e una nostra compagna di classe che aveva detto che avrebbe provato a vedere la trasmissione. Ascolta Viola, quanto è importante per te che i tuoi genitori ascoltino quello che dici questa mattina, e l'importanza di capire che hai anche tu qualcosa da dire, che magari non hai detto alla professoressa, al professore, a casa, ma che vorresti dire questa mattina, anche ai ragazzi, ai giovani, questi esempi negativi, pochi rispetto a quelli bravi che abbiamo, che ce ne sono tantissimi, ma forse di quelli bravi li vediamo poco, Mirella li fa vedere, te lo garantisco. Però sempre questo esempio negativo, come se foste dei ragazzi sai, qualcuno come vi chiama, sa chi a perdere, te lo dico sinceramente. Invece voi siete preziosi, siete come diversamente giovani per Mirella, molto preziosi, perché il futuro è nelle vostre mani. Sarete quelli che ci accudirete, quelli che ci accompagnerete, ecco, nell'ultimo percorso che faremo. Cosa vuoi dire, Viola? Io ci tengo molto anche che i miei genitori o anche questa mia compagna di classe mi veda, perché per me molto spesso ho ansia a fare certe cose, ma è anche bello vedere come riesco a farle alla fine. E secondo me un messaggio magari che posso dare ai ragazzi che si vedono anche più bravi, di non avere ansia a fare queste cose, anche di essere pronti a tutto, perché può succedere tutto nella vita effettivamente, però possono succedere anche cose molto belle e molte persone diciamo che sono pronte a fare queste cose, alcune no, e ci sta semplicemente di provare a farle e essere felici. Non è, Viola, che forse dovete essere voi a parlare con questi ragazzi, naturalmente accompagnati dai professori, perché voi parlate un altro linguaggio, voi sapete quello che si comporta male, lo conoscete, oppure il fragile, la fragilità che avete vicino, l'accompagnamento. Non è il caso che alzate un po' più l'asticella in questa particolarità di aiutare invece di criticare o di stare zitti? Beh, siete molto chiusi, noi facciamo fatica a parlare con voi, è difficile riuscire a entrare con voi in un meccanismo che è un giovane, l'abbiamo provato tutti, vero prof? Non è che scopriamo l'acqua calda, però siete molto più chiusi, non so, facciamo molta fatica. Come mai parlate così poco, Viola? A volte c'è anche la paura di socializzare, perché magari è come se mi esponessi, togliessi quell'armatura che ho, e magari hai paura di essere ferito, hai paura di non farcela, magari anche a farti degli amici, di essere giudicato. E quindi molto spesso quando ti esponi quell'armatura non si toglie del tutto e non riesci a comunicare del tutto con una persona che hai davanti, anche se ha la tua stessa età. Avete capito cosa ha detto Viola? L'armatura. Guardate che ha usato una parola, professoressa, ha usato una parola molto forte, Viola. Ci mettiamo l'armatura, perché vuol dire che avete paura. Quando uscite avete paura che qualcuno vi faccia del male, oppure che riesca a vedere le vostre emozioni. Sono emozioni forti che voi nascondete. Professoressa, però voi siete in grado di gestirle? Allora, in grado ci si prova, proprio di essere perfetti o di sapere sempre che cosa fare. Si prova, è importante secondo me anche saperli ascoltare, fermare anche la lezione quando è il momento per parlare di quello che è successo, se uno ha manifestato un malessere piuttosto che un'insoddisfazione, è giusto dialogare. Io dico sempre che può essere anche un'arma a doppio taglio, però parliamone, vediamo che cosa non è andato bene, cosa si può modificare. Sbagliamo anche noi adulti ovviamente, forse sbagliamo di più, e quindi secondo me manca forse un po' l'educazione all'ascolto che una volta invece c'era.
una società, loro vivono molto velocemente, tutto di corsa, e forse a volte la riflessione e il saper anche ascoltare l'altro, non guardare sempre noi stessi, forse sarebbe una cosa da fare di più. Allora Viola, io sto leggendo questo libro, Il viaggio di Mamma Teresa, non so se tu sai qualcosa di questo libro, no? No, ce ne ha parlato la prof un po' in classe. Allora, perché lo leggo, Viola, tutte le mattine? Perché è una cosa che è attualissima. Perché pensa a quante mamme, a quanti genitori in questo momento stanno cercando i loro figli, vedono i loro figli morti per nessun motivo, perché erano dei bravi ragazzi, ma qualcuno li ha mandati in guerra, non con la volontà, ma contro la loro volontà, io penso quasi tutti, perché a 18 anni, 20 anni è difficile dire vai in guerra, ma soprattutto questa guerra che si ripete. Come vedete voi la guerra? Cosa provate in questo momento? Sono 77 guerre nel mondo. Viola, cosa vuoi dire? Ecco, ne parlate? Ecco, siete coinvolti? Oppure è un tema che non vi intriga più di tanto? A me mi interessa molto anche il tema della guerra, non sono mai stata esposta tanto a questi temi perché tipo anche quando guardiamo la TV con i miei genitori, se vengono trasmissioni del genere cambiano canale, credo è anche qualcosa per proteggerci, però secondo me un po' sbagliano perché è giusto esporci alla verità che accade ogni giorno. Cara, ma che brava che sei, Viola, ma guarda che hai detto delle cose, avete capito che dovete smetterla di metterli dentro sta bolla? Ecco, mi sembra anche che la storia dica quello che dici tu, nel senso che i nonni, i bisnonni addirittura, facevano fatica a parlare con i loro figli di quello che avevano provato, proprio per non recare dolore, per proteggere questo figlio o questo nipote anche da quello che è stata la guerra, la miseria, quello che hanno provato, il sacrificio che hanno messo. Perciò ti ringrazio tantissimo di quello che hai detto, Viola, veramente complimenti. Dai la parola a un altro ragazzo, mi sembra che adesso arriva Donato Pantaleo. Ecco, allora professoressa, ecco, come commentiamo? Intanto fai il cambio con Donato. Professoressa, cosa vuole dire in base a quello che ha detto Viola? Ma Viola ha ragione, nel senso che a volte c'è un'iperprotezione, io parlo anche da genitore, quindi c'è la tendenza a tutelare, no, i ragazzi o i figli da quello che può passare in televisione oppure può succedere. Però la coscienza critica, no? Il sapere non significa necessariamente essere bombardati da immagini estremamente atroci, però avere la consapevolezza di quello che c'è nel mondo. Avevamo fatto un ragionamento in classe sul fatto di sotto Natale passavano tutte quelle immagini dei bambini di Gaza, del freddo, della fame, eccetera. E io ho fatto la domanda a loro, ma noi tutti ci siamo fermati dal mangiare il pandoro? Ci siamo bloccati la digestione per questo o sono immagini che sono passate e magari sì, uno fa il commento, poverini, però poi tutto scorre come prima. Ecco, anche questa è indifferenza dal mio punto di vista, quindi insomma ne avevamo fatto anche una riflessione in classe. Allora, sentiamo anche cosa ci racconta Donato Pantaleo. Allora Donato, sei anche tu contento di essere qui a Sveglia Veneti questa mattina e chi vuoi salutare anche tu? Allora, intanto sono felicissimo di essere qui e poi saluto sicuramente i miei genitori e mia sorella che mi sostengono in tutto e mi aiutano in tutto quello che faccio. E poi ringrazio tutti i miei amici e tutte le persone che mi vogliono bene sicuramente. Allora sai Donato, io ho fatto un test ai ragazzi che venivano qui, che non si conoscevano tra di loro, venivano a sabati alternati e ho detto le 3 cose più importanti per voi ragazzi quali sono? Allora avevo degli ospiti e qualcuno dice adesso diranno l'ultimo telefonino di ultima generazione, un qualcosa. E sai cosa hanno detto? Hanno detto le cose che hai detto tu. Allora, al primo posto hanno messo la famiglia, secondo posto hanno messo la scuola e al terzo posto hanno messo l'amicizia. Condividi, Donato? Sì, se posso allargare la classifica metto sicuramente anche lo sport, che è una cosa importantissima secondo me, va fatto sempre, non solo per lo stare in forma ma anche per il divertimento personale, perché è una cosa che diciamo
con la scuola magari sai di avere tanti compiti e pensi domani è una giornata difficile, però quando vai a sport, nel mio caso calcio, ti dimentichi di tutto e ti diverti un mondo. Per questo penso che il calcio, o come tutti gli altri sport ovviamente, non debba mai essere qualcosa di tossico e un ambiente problematico, diciamo. Senti Donato, cos'è che ti intriga di più nella scuola? Cioè questa scuola che tu frequenti va bene, una scuola che ti intriga abbastanza, vorresti qualcosa di più magari nel pomeriggio, ecco, essere magari occupato di più anche col mondo, non so, dell'educazione civica, col mondo del volontariato. E sai Donato che abbiamo pochi ragazzi, pochi giovani nel mondo del volontariato, come mai secondo te Donato? Secondo me per un fattore forse di indifferenza o comunque di molte persone che non si mettono a guardare il prossimo, come ha detto anche la prof Pascale in quel discorso, quando vediamo alla TV quelle immagini non ci mettiamo, sì diciamo poverini al massimo, però non è che facciamo tanto di più, continuiamo a mangiare, quindi è una cosa forse probabilmente di indifferenza e di menefreghismo verso quelle persone probabilmente. E parlando del discorso della scuola, sinceramente mi trovo molto bene nella mia scuola dove vado adesso e faccio molte belle attività in generale con tutte le prof, soprattutto con la prof Pascale, però sì, comunque è una scuola dove mi trovo bene, sono amico con molte persone, quindi sì, sto bene. Ma il mondo del volontariato ti piacerebbe essere intrigato? Lo fai già? Ti piacerebbe partecipare oppure scuola, sport, anche un po' il mio divertimento, i miei hobby forse mi bastano? Allora, devo ammettere, per dire, diciamo, mea culpa, è un mea culpa che non lo faccio cose simili, sicuramente sono un ragazzo comunque con empatia, però non ho mai fatto volontariato, o almeno a quanto mi ricordo, però sì, comunque è una cosa che se vedo qualcuno farlo lo sostengo, e magari sì, da più grande mi potrebbe piacere farlo. Bisogna intrigarvi, insomma, ho capito, bisogna prendervi per mano e accompagnarvi. Professoressa, questa storia, questa bellissima storia di questo libro così attuale, avrebbe mai immaginato che questa storia nel 2026 diventasse la storia di tutti i giorni? Allora, onestamente non me lo sarei mai augurato, sinceramente, nel senso che quando si trattano alcuni temi che sono in quel caso lì anche familiari, ci si augura sempre che sia un capitolo chiuso. Ci sono molte affinità con anche immagini che vediamo in televisione di queste madri che piangono sulla tomba dei figli o che comunque sanno che è in guerra, che forse non tornerà. Mi vengono in mente alcuni fotogrammi visti sia per quanto riguarda Israele e Palestina, ma anche adesso, oppure anche in Ucraina. Quindi chi paga di solito lo scotto più grande sono i civili, sono le donne e i bambini. Questo è sempre stato così, purtroppo. Professoressa, un'altra cosa importante capire, i valori veramente di quello che è successo, la storia del vissuto. Io sa che le ho detto di quella partigiana che ha detto io sì posso andare nelle scuole, però loro non l'hanno vissuto, non potranno mai capire veramente quello che abbiamo provato noi, non lo potrò mai spiegare, bisogna provarlo. Però io sono convinta che questi ragazzi le emozioni le vivono quando toccano realmente il problema. Soprattutto queste immagini forti che qualcuno tende di togliere, invece loro hanno bisogno di queste immagini nella maniera giusta, accompagnati nel percorso, perché vanno accompagnati, però loro stanno volando e noi siamo fermi, non c'è niente da fare. Ecco, la scuola deve aiutare anche i genitori a capire, perché tutti dicono il primo posto è la famiglia e la scuola non può diventare famiglia, la scuola deve fare la scuola. È un'altra storia, però se questo ragazzo, come dice Donato, io sono fortunato, ho una buona famiglia, mi trovo molto bene a scuola, ho lo sport, ho gli amici,
ma se io non ho questo, chi è che mi prende per mano? La scuola è in grado di intercettare quei ragazzi che non riescono veramente a essere capiti e che dietro l'angolo hanno un nemico che li aspetta. Ecco, la scuola può fare anche intercettare, perché io sono convinta che solo la cultura, l'ho già detto, dico tutte le mattine, la bellezza, la storia potrà salvare questi ragazzi da percorsi veramente che gli faranno perdere la loro dignità. Ma la scuola può fare molto, dopo come sempre, come in tutti gli ambienti, in alcuni casi siamo fatti di persone e quindi dipende molto anche dalla sensibilità, dall'attenzione e dal saper ascoltare o rendersi conto di chi è in difficoltà, di chi è fragile, di chi ha bisogno di quella mano in più. Si cerca di farlo, ci sono strumenti per farlo, adesso nelle scuole insomma ci sono varie anche azioni di supporto in tutto questo. E dal mio punto di vista, almeno nel mio istituto, insomma, c'è una grande attenzione soprattutto alla fragilità, questo sì, e al saper accompagnare anche chi, come ha detto lei, non ha una famiglia forte dietro, non ha magari una cerchia di amicizie di un certo tipo e quindi si ritrova a volte anche nella solitudine dei pomeriggi. Sì, direi che insomma l'ambiente dove lavoro risponde anche a questo requisito. Senti Donato, prima di salutarci volevo chiederti una cosa. Prima la tua compagna Viola ha detto noi ci mettiamo questa armatura. Condividi quello che ha detto Viola? Allora, sicuramente dipende da persona a persona, perché tutti hanno caratteri diversi. Allora, io personalmente sono una persona molto estroversa, però sicuramente conosco persone più introverse che magari tendono a mettere questa armatura. Ho sempre provato ad aiutare queste persone perché quando posso do... Come ti avvicini a loro che hanno questa armatura, Donato? Spesso in un modo scherzoso affronto le cose perché sono un ragazzo molto ironico e anche spesso autoironico e quindi penso che queste persone vadano aiutate a superare magari dei traumi o delle difficoltà che hanno avuto, che le hanno fatto diventare più introverse e vadano sempre supportate, questo è il mio pensiero. Grazie Donato, allora passiamo a un altro ragazzo, adesso arriva Pier Vittorio Bortoluzzi e sentiremo anche Pier Vittorio cosa ci dirà. Professoressa, quello che traspare da questi ragazzi però è che se tu li fai parlare loro parlano. Certo. Perché vuol dire che l'ambiente li intriga, hanno voglia di dire qualcosa, però sono stati accompagnati. Ecco qua il segreto, accompagnarli e poi dar voce a loro. Allora, Pier Vittorio, grazie intanto di essere qui, Pier Vittorio Bortoluzzi. Anche tu hai l'armatura, Pier Vittorio, quando esci, oppure sei, come ha detto Donato, autoironico, scherzoso? Allora, sicuro meno di Donato. Ce l'ho, l'armatura, e spero di levarmela pian piano. E questo. Senti, che bello, Pier Vittorio, ti ringrazio anche di averlo detto. Ascolta Pier Vittorio, davanti alle telecamere col microfono, riuscire a dire ho questa armatura, per te è importante perché secondo me dicendolo già questa armatura un pochino se ne va. Sei d'accordo? Riuscire a dirlo sì, ho l'armatura e spero di togliermela? Allora, sicuramente non del tutto, sì, ma comunque ti aiuta a levarla pian piano. Come mai secondo te fai fatica a socializzare? Sei sempre stato un po' timido, diciamo, fin da piccolo? All'inizio sì, ma dopo quando conosco qualcuno mi mollo, mi libero. Ecco, l'importanza dell'amicizia. Metti il microfono davanti alla bocca, mi dicono dalla regia, tranquillo Pier Vittorio. Quanto importante è stare assieme? Noi abbiamo visto, Pier Vittorio, con la pandemia, chi avrebbe mai immaginato di trovare i ragazzi proprio davanti alla scuola, seduti nei marciapiedi? Quanto importante è la scuola? È proprio il punto dove voi vi riunite, vi aggregate, l'importanza di trovare i vostri amici. Ecco, la pandemia cosa ha portato? Perché ho detto che avete passato dei momenti terribili di isolamento. Tu che sei anche un po' timido, penso ancora di più. Ecco, cosa vuoi dire? Cosa provavi in quel periodo terribile che abbiamo vissuto tutti? Allora, sicuramente non ero felice, ma non l'ho molto sentita perché ero piccolo, quindi non avevo ancora una concezione. Per gente più grande potrebbe essere stato un grande distacco, ma per me che ero piccolo no.
Guarda, ti ringrazio Pier Vittorio, perché io continuo a dirlo. E i giovani poveretti, e i giovani. Io invece sono convinta che quelli che hanno provato più disagio, sono stati diversamente giovani. Io non vedo questi giovani, non li ho visti così preoccupati, voi avete strumenti, vi inventate delle cose, anche adesso io sono convinta che siete tutti dei creativi. Io ero molto preoccupata per i diversamente giovani che non hanno gli strumenti, non hanno punti di riferimento. Sbaglio io o avevo visto giusto che voi tutto sommato non è che avete passato un periodo così terribile come lo descrivono i grandi solo, oh, poveretti questi giovani, poveretti. Io vi vedevo tranquilli e beati, facevate anche degli scherzi terribili magari, eh? Allora, sì, non l'abbiamo molto vissuta come un periodo di distacco. Anzi, tra le videochat comunque ci vedevamo, ci parlavamo, ci frequentavamo e niente. I più grandi sicuramente, ma per noi non è stato un problema per niente. Ascolta Pier Vittorio, com'è la scuola, la tua scuola? Hai detto io mi trovo bene, ma come vedi la scuola in generale? Vi parlate, tante materie, tanto da studiare, oppure avete anche del tempo libero, come diceva Donato, faccio sport, cioè io penso ai diversamente agili che li ho molte volte in trasmissione. E questi fanno dei sacrifici pazzeschi, arrivano ad avere 2 lauree, portano le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, quando escono al mattino trovano 1000 impedimenti e sono sempre felici, Pier Vittorio, sempre sorridenti, sempre propositivi. Cosa vuoi dire secondo te? Allora, la scuola io la vedo come un luogo dove ritrovarsi e parlarsi e confrontarsi. Non saprei proprio come descriverla perché può essere sia un posto accogliente, ma anche a volte ti senti un po' non stressato. Preoccupato. Preoccupato. Vedi il supporto che è importante, ecco, magari per non farcela, per non riuscire a fare quello che veramente l'insegnante ti ha detto di fare. Pier Vittorio? Non tanto, piuttosto per la paura del voto ultimamente. Ah, la paura del voto. L'importanza del voto, io sono convinta, anch'io, io terribile, anche perché studiavo pochissimo, Pier Vittorio, devo dire la verità. Cioè, mi piaceva tanto giocare, inventare, ma poi si riesce a capire un po' più avanti l'importanza dello studio. Però il voto, perché vi preoccupa così il voto? Cosa vuol dire il voto? E qual è il voto che veramente ti premierebbe di più e quello che ti darebbe più fastidio? Allora, il voto è... La paura del voto nasce piuttosto dalla reazione dei genitori o della professoressa, non del voto in sé. Il voto che più mi dà fastidio, secondo me, è un'insufficienza. Mentre quello che mi dà più soddisfazione è un voto dove ci hai messo tutto l'impegno. Allora ti racconto cosa è capitato a me col disegno. Avevo una insegnante terribile di disegno, poi per una roba strana, proprio a me doveva capitare, ma non importa. E io pensavo quel giorno di aver fatto il più bel disegno della mia vita. Ma proprio guardavo sto disegno e dicevo, basta, ce l'ho messa tutta, è proprio venuto bene. Lei arriva, guarda il disegno, ha una penna in mano e mi fa. Terribile. Terribile. E mi dice, ma dove hai fatto la casa? Allora io avevo fatto, adesso vi faccio vedere così, poi avevo fatto la casa, poi avevo fatto l'albero, il sole, le nuvole, la stradina che va giù, perciò se la strada va giù, io la casa la vedevo più alto. Guarda, ho provato, ancora adesso me lo ricordo, talmente una ferita profonda, ma oltre all'umiliazione davanti a tutti, come fossi... Capisci che io capisco quello che dici tu, la paura. E dopo il voto che arrivava, naturalmente un'insufficienza, 2 avevo in disegno, cioè se puoi darmi 0 forse era meglio, che magari riuscivo a capire di più. Capisce, prof, che bisogna anche capire la sensibilità, e so anch'io che magari ero negato in disegno, cioè non è mica... Ma perché umiliare così? Perché ferire così? Tu non puoi difenderti, cosa fai rispetto a questa persona?
questo voto che veramente ti pesa, i compagni che ti deridono, perché poi sono sempre stati, sai, i bulli, Pier Vittorio, guarda che li ho provati anch'io, mi difendevo bene comunque, non ti preoccupare, io mi sono sempre difesa bene, però non è cambiato molto, sai, è che adesso avete questi strumenti, come hai detto tu, ecco, questi social, questi telefonini di ultima generazione, il computer, quanto vi aiutano questi, ecco, a superare anche certi ostacoli? Allora, molto, perché noi abbiamo la paura di interagire faccia a faccia, mentre attraverso lo schermo, attraverso tutti i mezzi che abbiamo meno paura perché possiamo utilizzarli per affrontare le nostre paure. Ovviamente non ti aiutano ad affrontarle, però ti danno una sicurezza in più. Hai capito? Grazie Pier Vittorio. Professoressa, cosa diciamo a Pier Vittorio? Per me merita un 9 più Pier Vittorio. No, 10 no Pier Vittorio. 9 più Pier Vittorio, un bel 9 più. Professoressa, cosa diciamo a questo ragazzo che un po' alla volta, io sono convinta che questi anche interventi che facciamo con voi, il tu per tu diretto, così fa bene, riescono a parlare, a dire anche magari emozioni che non direbbero magari da un'altra parte? Allora, io faccio sempre una cosa, prima di tutto con i genitori, quando si fa la riunione, prima di prenderli in prima. Dicendo che sì, i voti è ovvio, tutti noi, anche noi come genitori, guardavamo i voti, no, dei figli, però i ragazzi non sono dei numeri. E quindi se uno prende 8, l'altro prende 10 o uno prende 6, non è il valore della persona, è il valore della performance in quel momento. E soprattutto, anch'io sono andata a scuola ovviamente, un po' nella preistoria, e c'erano sì insegnanti terrificanti, però adesso c'è la possibilità anche di interagire, cioè nel momento in cui faccio una verifica o faccio un'interrogazione mi rendo conto se quella parte, quel percorso lo so, se ho bisogno. Può anche essere dovuto al fatto che ho spiegato male io, al fatto che non si è compreso l'argomento e si può sempre recuperare. Bisogna avere la capacità, uno, di affrontare anche le sconfitte, che questa è una cosa che è un po' difficile. Fanno bene, fanno crescere purtroppo. Esatto. E poi anche quella di ripartire. C'è un ostacolo, mi fermo, però riparto. Ecco. Io spero di passare questo come messaggio. Poi, vabbè, qui noi abbiamo le perle, io ho 2 classi che sono assolutamente delle classi Ragazzi, molto buone. vi ha chiamato Perle la prof, perle. Ma pensate loro che bella questa parola, che bella professoressa. Perché perle. ognuno ha le sue caratteristiche come noi adulti, cioè non è che possiamo avere il massimo su tutto. Ognuno di noi ha le sue competenze e è su quelle che dovrebbe anche puntare di più per sviluppare la propria personalità, le proprie passioni. Un domani loro il prossimo anno sceglieranno la scuola superiore, devono farla per passione, non perché devo o perché... Il genitore mi dice di fare. Esatto, o l'amico va lì. Senti Pier Vittorio, prima di dare il microfono a un altro amico, qual è la materia che ti intriga di più? Cosa ti piace di più fare? Studiare? Storia, perché mi viene facile. Ah sì? La storia. E pensi di proseguire in questo? Sì, ma anche un po' di cambiare. Che bello, beh, giusto, bisogna cambiare, provare tante cose. Ascolta, i genitori ti lasciano libero di scegliere? Sì. Sicuro? No, se no glielo diciamo. No. Libero? E allora hai di bravi genitori, vero? Sì. Sì, ma si vede, sai, anche, si vede. Grazie, veramente grazie anche a Pier Vittorio Bortoluzzi. Adesso passiamo con un altro ragazzo, arriva Giulia Facchin. Prego Giulia. Poi sì. Sì, tranquilla. Eccola qua. Allora Giulia, grazie di essere qui, che bella che sei anche tu, veramente. Ascolta Giulia, cosa vuoi? Intanto chi vuoi salutare anche tu? Allora, sicuro voglio salutare tutta la mia famiglia, quindi i miei genitori, mia sorella e anche i cani. Giusto, brava. E poi ovviamente anche tutti i miei amici, e voglio ringraziare anche la mia professoressa appunto perché mi ha invitato a fare questa occasione speciale e anche appunto tutti i miei amici che mi staranno guardando.
Io non ho ancora sentito i nonni, salutare i nonni. Avete i nonni? Sì. Come mai non li salutate? Bella domanda, eh? È perché... Tu hai detto la famiglia, gli amici, i cani, i nonni, poveretti? Li hai detto sia materni che paterni? No, solo materni e paterni solo la nonna. Allora dai, salutala, dai, che magari ti sta guardando, dai, di. Ciao. Quanto bene vuoi sta nonna? Tanto. Ecco, non ti ha salutato nonna, ma ti vuole un bene dell'anima, te lo posso garantire, basta guardarla. Senti, ecco, si parla di scuola, Giulia, cos'è che ti intriga di più? È una scuola veramente con la professoressa Pascale, il professor Materassi, che adesso prenderà il posto della professoressa Silvia Pascale, ti intriga abbastanza essere ascoltati, quanto importante è il voto? Ecco, i tuoi compagni, dicevo, il voto, la paura del voto, hai anche tu paura del voto? Allora, non molto, perché se ho studiato comunque l'ansia c'è, però comunque mi basta dare proprio una piccola ripassata e poi mi sento pronta. Poi in caso anche se prendo un brutto voto, ho capito che ho sbagliato e che devo migliorare. Perciò non è un problema. Cioè, sì, perché comunque la paura della reazione dei genitori o comunque di fare una brutta figura davanti al resto dei compagni è comunque una cosa che ti mette tanta ansia. Però comunque la professoressa sa che se ci mette un brutto voto comunque è un modo per dirci che dobbiamo studiare di più, che dobbiamo migliorare, comunque dobbiamo allenarci. Avete capito? Allora abbiamo Nico, mi sembra, da Rubano. Nico? Esatto Mirella. Buongiorno, posso intervenire? Prego Nico. Allora, intanto grazie della compagnia. Dunque, quando hai detto il tuo discorso della maestra del disegno che hai fatto della casa, della strada della casa, mi sono rivisto me, perché a parte che io ogni tanto intervengo, sono quello che ha asma, sclerosi multipla, sono stato bullizzato, mi hanno mandato in ospedale e sono stato umiliato dalle maestre delle elementari e della prima media. E appunto mi sono rivisto perché ci sono delle maestre che è inutile che per sentito dire la maestra delle elementari sempre per sentito dire vai in chiesa. Cosa vai a fare in chiesa? Tu porti il tuo corpo, non il cuore. Io non sono un baciabanchi, però ne so più di qualcosa a livello religioso, anche perché avevo un frate spirituale a San Leopoldo Mandic che adesso è morto purtroppo. Però appunto ci sono queste maestre che sono stato umiliato e le cose me le porto adesso, appunto sono in classe 72, ho 53 anni e è dura perché io ho fatto anche dei corsi per lettura veloce e roba del genere e non è servito a niente, anche perché io sono nato così, ti puoi impegnare quanto vuoi. E niente, volevo dire questo. Un'altra cosa, perdonami se mi impapero. Un'altra cosa, ogni tanto vedo che hai come ospite qualche prete. Mi piacerebbe tanto intervenire, però non sono quello che appunto ti ho detto, avevo il mio padre spirituale da San Leopoldo Mandic. Mi piacerebbe intervenire per dire qualcosa, avere qualche delucidazione perdonami. Perché ho sentito anche per una tua trasmissione che c'era una persona che ti chiamava ma conoscevi il tuo numero telefonico e hai detto non voglio più sentirti, è inutile che mi chiami. Non vorrei fare
stessa No, vedi, fine. sì, ho capito. Intanto ti ringrazio di aver chiamato. Non devi chiedere scusa, devi parlare tranquillamente. Per parlare basta prendere la linea, se la prendi. Vedi, quella signora che ho detto che non può più passare ha offeso veramente molto, molto, molto forte un giudice che io avevo ospite. Verbalmente è proprio una cosa che non si può fare davanti alle telecamere. Io vi lascio tutta la disponibilità, la libertà di dire quello che volete, però il rispetto dell'ospite, il mio, è sacro. Da là non si discute. Ecco, era un giudice anche molto importante, era collegato con noi e certe cose non si possono fare, capisci? Io non faccio filtri, qui non ci sono filtri. Chi prende la linea, come vedete, come sentite, ognuno può dire quello che vuole, però capite che nel momento mi accorgo che l'asticella è stata superata abbondantemente e maleducatamente, anche no, cioè non sono mica obbligata, e soprattutto il rispetto degli ospiti e il mio della trasmissione, da là non si scappa. Vorrei che rispondessi tu a questo uomo che ancora non riesce a superare questa umiliazione che ha provato, senza capire che forse questa umiliazione l'ha fatto sì anche crescere un pochino. E anche questa trasmissione lui chiama, parla, dice la sua malattia, una malattia anche importante, però la voglia di esserci, la voglia di parlare, ecco quanto importante è parlare, ascoltare. Cosa vuoi dire al nostro Nico da Rubano che ha chiamato? Secondo me parlare dei propri problemi, secondo me, è una cosa che io sinceramente lo faccio sempre per evitare di caricarmi tutto dentro e a un certo punto esplodere. Secondo me è meglio parlare piano piano con persone di cui mi fido, con cui ho piacere parlare. Chi è la persona che ti fidi di più? Qual è la persona? Chi è? Proprio quella che ti fidi più di tutti. Guarda. La tua amica, sapevo. Guarda, io non volevo dare io la risposta qua. Perché la tua amica e non la mamma, il papà, la sorella, la prof? Perché la tua amica? C'è questo rapporto così? Perché in genere la persona con cui parlo di più, che in genere mi dedica più tempo, che ha piacere ascoltarmi e mi dà anche molti aiuti, che poi avendo la mia stessa età rispetto ai miei genitori, che magari potranno avere anche già passato questa esperienza, magari lei l'ha vissuta già, però da meno tempo, che così magari può darmi aiuti che possono servirmi. Cioè riuscite a parlare meglio tra di voi, a confidarvi. Sì. Eravamo anche noi così, guarda che non è cambiato niente, vero professoressa? Parliamo, ma sentendoli parlare, ecco, avrete altri strumenti, ma le emozioni, le sconfitte, le umiliazioni, il voto, la famiglia, adesso vado a casa che dice questo voto qua non lo meritavo ma ce l'ho e vai a spiegarlo tu perché ho preso questo brutto voto. Ti ringrazio veramente, grazie. Aspetta che c'è la nostra Nadia, vai Nadia. Pronto? Prego. Sì, sono... ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire che mi è successo quando andavo alle elementari, ero in quinta e in questo periodo era la festa della donna. Mia mamma è venuta con un mazzo di mimosa per offrire tutti alle bambine e alle maestre. La mia maestra non ha detto subito, si è risentita, ma quando è stato il momento, alla fine dell'anno, mi ha bocciato. E questa per impicca perché mia mamma è venuta là con la mimosa. E questo dovevo andare a settembre a fare gli esami di riparazione. Io non mi sono presentata. Ho preferito di ripetere l'anno e l'ho ripetuta alla quinta. Queste erano le maestre di una volta. Grazie, arrivederci e buona giornata.
Ciao caro Nadia, un grande abbraccio, sai Nadia, non tutte dai, non spariamo, che ce n'erano veramente anche tante di brave. Saremo state sfortunate Nadia, che ogni tanto le sfortune capitano sempre quando meno te l'aspetti, ma ce n'erano veramente di brave, io ricordi anche di bravi, ad esempio il professor Zappador, ecco, che io ho avuto la fortuna di conoscere alle medie, lui insegnava inglese, io studiavo francese, ma l'ho conosciuto, questo uomo, sai, che arrivava in bicicletta con la pioggia, una persona eccezionale, i ragazzi lo adoravano, si era di poche parole, non era uno, però sai cosa faceva? Ascoltava. Era un professore che ascoltava, parlava poco ma ascoltava tanto. Ecco, prima di lasciare il posto al professor Materassi, ecco l'ascolto, professoressa, cosa dice a casa, a questi genitori che forse ascoltano poco, tanto è vero che la nostra Giulia ha detto, la mia compagna ha il tempo di ascoltare, mi ascolta veramente, non fa finta. Prego, prof. Ma, bisogna trovarsi tempo. A casa, a scuola, non sempre lo facciamo, penso anche, non so, le situazioni mie personali, i miei figli, insomma, si dice sempre magari aspetta, no? Dopo. Invece bisognerebbe fermare tutto perché nulla dovrebbe essere più importante dei figli, insomma, di saperli ascoltare, perché poi passato quel momento si vorrebbe tornare indietro. Quindi magari una riflessione in più è che adesso siamo sempre più di corsa, una volta c'era più il tempo per stare con i ragazzi, mi ricordo io facevo i compiti da mia nonna e lì si parlava di tutto, mio nonno e mia nonna sono stati un po' la guida materna e paterna e avevano tutto il tempo a disposizione, non gli dispiaceva, ecco, ascoltare, interagire, penso che bisognerebbe un po' ritrovare quello spazio. Sì. Sì. Allora, vediamo anche le foto di questa copertina del libro di viaggio di mamma Teresa, ecco, per capire l'importanza della professoressa Silvia Pascale nel ricercare, ecco, la ricerca, essere stimolata a capire cosa è successo anche nella sua famiglia, raccontare questo libro di questa mamma. Ecco, quello che volevo capire è cosa direbbe a queste mamme anche in questo momento, professoressa, lei che sa e che ha scritto questo libro importante che io leggo, per far capire che delle volte non si è soli, basta chiedere anche aiuto, anche leggere un libro. Ecco, sì. I punti di riferimento anche della lettura, della storia, che è la nostra storia. Allora, avere sempre punti di riferimento, però in quella situazione lì il libro secondo me dà due messaggi importanti, un po' il coraggio, quindi non fermarsi di fronte agli ostacoli, il coraggio, anche se in quel momento lì, insomma, Teresa il figlio l'aveva perso. E poi anche c'è un messaggio molto grande, secondo me, che lei va sulla tomba del tedesco, perché questa signora appunto di questo paesino gli chiede questo piacere. E lei lo fa e io l'ho sempre visto come un messaggio di riconciliazione. Stiamo vedendo delle foto che spiegheremo, ecco, mandate le foto perché c'è anche poco tempo. Ecco, cosa stiamo vedendo qui? Questo è l'interno della clinica dove Anadage è stato portato quando non era più in grado di lavorare perché era stato deportato come internato militare e portato ai lavori forzati. Qui c'era questa clinica che in realtà adesso è uno splendido residence di lusso con la spa, eccetera, eccetera. Sì, esatto. Però all'epoca è stato usato per degli esperimenti medici per cui i deportati che non erano più in grado di lavorare, quindi non erano più utili per il Reich, venivano eliminati con queste modalità qua, ecco. Questo è una visita che io e Orlando abbiamo fatto a questo complesso grazie all'amico storico tedesco che ci ha permesso di poter entrare, poter fare le foto, visitare i luoghi, insomma, che ci ha anche spiegato poi tecnicamente cosa avveniva lì. Molto bello veramente. Allora, sì, è un bel posto, sì, molto se non fosse per la storia. Ecco, magari un bello ostello per i giovani, chissà, o una bella RSA per i diversamente giovani. Sì, a me fa sempre un po' impressione quando si vedono, si va a visitare certi posti che adesso sono luoghi dove la gente vive tranquillamente, anche a Drancy in Francia, di fronte dove c'era appunto il campo, sono appartamenti. Così è. Vabbè. Allora Giulia, come ci saluti? Ecco, con quale messaggio ci saluti questa mattina?
Allora, il messaggio che voglio dare ai ragazzi d'oggi che non bisogna aver paura di esporsi davanti a un pubblico e che se si ha dei problemi è sempre meglio parlarne, appunto, perché a me è successo una volta che ero in una brutta situazione e non avevo coraggio di parlarne con nessuno e quindi mi sono tenuta tutto dentro e a un certo punto sono scoppiata, diciamo. Quindi è sempre meglio parlarne. Dì un ciao a tutti, dai Giulia. Ciao. Ciao, ciao, che bello questo ciao che è ciao nel mondo, lo conosco tutti la parola ciao, sì. È una parola bellissima. Allora ringraziamo sia la professoressa Silvia Pascale che la nostra Giulia Facchi. Adesso andiamo a vedere questo servizio, poi ne parleremo con altri ragazzi, col professor Matirassi, questo capitello vandalizzato a Ponte della Priola. Perfetto. Dare un nome a chi ha condotto il raid contro il tabernacolo della beata Laura Vicugna è ora compito delle forze dell'ordine. Tra la scuola elementare e il tempio votivo di Ponte della Priola, i bassorilievi che all'interno della struttura raffigurano alcuni episodi della vita della beata sono stati deturpati in più parti. In alcuni casi mancano interi pezzi della formella, mentre altri rimangono in piedi pur oramai staccati dal resto da profonde crepe. In altri casi mancano intere sezioni come la testa e parte del busto di un angelo, oppure l'intero corpo di un personaggio che risulta ormai difficile da identificare. La pittura al centro è stata coperta. La fotografia di Don Francesco Toffoli, storico parroco di Ponte della Priola, è scomparsa. Se i vandalismi sono di per sé degli atti esecrabili, condurli contro un'immagine o una costruzione religiosa li rende ancora più gravi. Purtroppo ce ne sono tutti i giorni ovunque e questo è un atto un po' più stupido degli altri, mi verrebbe a dire, però siamo soggetti non chiaramente soltanto qui a Susegana ma ovunque a atti di vandalismo di persone che non so che cosa pensano in quel momento lì, ecco. Ci sono stati dei precedenti? No, adesso che mi venga in mente no, qualche stupidaggine sui muri, ma non così, in questo modo, no. Nata a Santiago del Cile e scomparsa da appena 12 anni, Laura Vicugna è una delle beate più giovani della Chiesa Cattolica. Il suo capitello a Ponte della Priola risale al 1991, nel centenario della morte e 3 anni dopo il riconoscimento arrivato da Papa Giovanni Paolo II. A inizio anno il comune di Susegana ha introdotto pattuglie di vigilanza privata per contrastare furti notturni in negozi e atti vandalici. Il servizio che abbiamo richiesto è per altre aree, per monitorare delle altre aree. Avete intenzione, magari alla luce anche di questo evento, di ampliare il giro che potranno fare queste guardie giurate? È tutto da verificare, tutto da considerare, fermo restando il fatto che la cosa è venuta, è un capitello privato per cui andremo anche male a entrare in casa degli altri, però ripeto è tutto da verificare. Lei li perdona adesso? Io perdono i genitori che non gli fanno del male, però una disciplina deve dare ai figli, però io perdono. È ritornata tra i suoi amati fiori Pina Gottardo, per tutti Pina, 86 anni, da 60 la fioraia di Treviso, dopo la brutta disavventura vissuta martedì quando un gruppo composto da 3 ragazzini, 2 maschi e una femmina, forse minorenni, ha gettato a terra una bottiglietta di spray urticante a pochi metri dalla sua bancherella sotto i portici tra via Zorzetto e Corso del Popolo. È questione di pochi attimi. La sostanza si propaga nell'aria con Pina che comincia a tossire e lacrimare, andando di fatto in panico. Sul posto arrivano anche il SUEM e poi i carabinieri. Tutto sommato non è successo niente, ma al momento è spasimo. Si ha paura perché può succedere tante cose. Adesso col mio lavoro si ha paura. Ci vuole un po' di controllo. Paura da un lato, ma anche riconoscenza con Pina, che è stata letteralmente sommersa dall'affetto di generazione di trevigiani. Tante persone le vogliono bene. Questo posso dirlo di sì, che mi vogliono bene. E anche hanno chiamato casa. Cosa era successo? Pina pensa poi a quei giovani che dopo aver gettato a terra la bottiglietta con lo spray sono scappati. Sì. Vorrebbe che le facessero le scuse? Beh, questo mi farebbe piacere. Sì, io sono qua ancora che continuo a lavorare con mia figlia. E spero che non succeda le robe brutte. L'età è alta, tanti anni che sono qua mi sembra
e deve essere un po' più regola. Allora, adesso abbiamo, oltre al professor Materazzi, abbiamo anche Tobia Listuzzi Carniato. Inizierei proprio da Tobia. Allora, Tobia, cosa vuoi dire a nonna Pina? E questi scherzi, che per qualche ragazzo magari sono scherzi, ma tutto sommato non ho fatto niente. Ecco, questi genitori che dicono, ma è una bravata, l'età, hanno tutti sbagliato. Dovete capire che ci sono scherzi e scherzi. Cosa vuoi dire a nonna Pina, Tobia? Se fosse tua nonna o anche a nonna Pina in generale? È stata sicuramente molto brava, diciamo, a sopportare questa cosa, e anche nell'intervista che abbiamo visto prima, diciamo, ad essere così forte, a dire sì, io perdono, soprattutto anche i genitori. Poi secondo me queste cose partono anche dalla scuola, perché quando una persona non ha una cultura e non riesce a capire che questa cosa ha un certo livello di gravezza, diciamo che parte tutto da lì. E secondo me, proprio come la prof Pascale ci sta aiutando a scuola anche a capire questo, perché tutte le cose degli adulti sono partite da quando erano piccoli. Senti Tobia, non pensi che prima di fare uno scherzo sarebbe utile capire cosa può provocare quello scherzo? Perché se lo scherzo diventa fatto superficialmente, senza capire cosa ha in mano, cosa provoca quella cosa, quell'atto che ho, non ne andiamo fuori. Secondo voi, in generale parlate quando fate questi scherzi, perché chi è che non li fa? Li abbiamo fatti tutti, cioè inutile dire io non ho fatto niente, Ecco, cercate di capire l'importanza del gesto che fate, ne parlate tra di voi quando fate questi gesti, oppure viene spontaneo, si parte e vai, lo fa il gruppo e perciò il gruppo... Beh, allora sicuramente quando si è più piccoli vai più di pancia, diciamo, più distinto, non capisci ancora. Adesso, dove stiamo maturando, diciamo, cerchiamo di capire di più, anche quando una persona si arrabbia e cerca di reagire, di non come fanno, diciamo, i piccoli, di usare le mani, si cerca un po' di pensare prima cosa succede, e, diciamo sì, questo, e poi che in pratica se... questa persona comunque sapeva cosa succedeva, ma comunque c'era tutto il gruppo che lo incitava o vedeva queste persone, questo senso aveva, diciamo, come un senso di sicurezza che gli faceva fare questa cosa, e non aveva ancora la visione di quello che sarebbe accaduto dopo, perché ci sta, uno capisce anche, pensa, sì, dopo gli faccio male, però dopo senti la paura e tutte le cose dopo che l'hai fatto, e secondo me non hai tutte quelle emozioni che hai prima di farlo. Allora, avete capito? I piccoli, perché Tobia ha già passato, secondo lui, quella fase, professor Materassi, Tobia parla ai piccoli, capisce che loro stanno volando e dobbiamo capire che possono crescere ma accompagnandoli. È vero che non sono più piccoli, ma sempre piccoli sono, professore, c'è niente da fare. Però accompagnarli in questo. E noi abbiamo assistito a un premio che ha preso l'Irige in questa scuola professionale al Sant'Artemio, presso la provincia di Treviso, dove questi ragazzi premiati, uno in particolare, ha detto: noi siamo stati bravi, ce la faremo ancora, ci metteremo tutti noi stessi, però dobbiamo anche essere accompagnati. Eccolo qua il ragazzo che sente il bisogno di dire sì, sono stato bravo, però devo anche essere un po' accompagnato. Cosa vuol dire accompagnare questi ragazzi che, come dice Tobia, che ha parlato benissimo, al momento non ci riflettiamo, facciamo, si va, si parte, perché quell'adrenalina che proviamo in quel momento dopo non ce l'abbiamo più, l'abbiamo all'inizio, ecco, dopo hai capito che hai sbagliato, ma intanto mi sono emozionato, mi sono sentito forte. Certo. Professore? Ma io direi questo, questi ragazzi hanno tutto il diritto di conoscere. Noi adulti abbiamo il dovere di aiutarli a farli conoscere. Nella materia specifica di cui ci occupiamo, di cui io sono un esperto esterno in con queste classi, all'Istituto Stefanini, parliamo di memoria, mi pare della storia. E quindi come esterno vorrei aggiungere il valore aggiunto della società civile che entra nella scuola. E che prima parlavate appunto l'importanza della famiglia, prima di tutto, l'importanza della scuola, l'importanza della società civile.
perché come presidente del Centro Studi e Ricerche io sono lì per questo. E noi lo facciamo raccontando a loro le testimonianze di chi in quel periodo storico ha sofferto. Parliamo del contesto lì di Mamma Teresa, il viaggio di Mamma Teresa nella Seconda Guerra Mondiale. Il valore aggiunto sta, quando dico la società civile, perché una materia come la storia, e questa storia difficilmente o per niente si ritrova nei testi scolastici. Quindi è questa l'importanza di essere lì, di raccontare, e quando poi parliamo della storia poi chiaramente la questione si allarga, i diritti, i doveri, i saperi di questi ragazzi che poi spettano da scuola. Però determinate cose io credo facciano parte delle testimonianze che anche noi siamo stati, abbiamo educati, siamo stati educati anche noi. Senta, Presidente Materassi, pensa che queste immagini che arrivano a questi ragazzi, a queste persone, io non dividerei tra ragazzo e ragazzi, io sarei anche stanca di dividere maschi, femmine, io parlerei di persone e di ragazzi in generale. Questi messaggi devastanti dei grandi della terra che hanno in mano il mondo, pochi, che decidono, schiacciando un bottone ormai, o con una telefonata, di far saltare il mondo fra poco. Pensa che siano messaggi devastanti, poi sentiremo anche cosa mi dice Tobia, di questa sensazione che hanno questi ragazzi, guardateli quanto belli sono i nostri ragazzi, quanti ne stanno morendo di questi bambini, di questi ragazzi, l'ospedale, la scuola colpita, questi non torneranno più, non avevano fatto niente di male, eppure qualcuno ancora nel 2026 decide che non gliene frega niente, che il potere, ecco, l'avidità, ecco, l'espansione, devo diventare sempre più importante, più ricco, come non ne avessero già abbastanza. Ecco, non pensa che siano messaggi devastanti per questi ragazzi che fanno fatica ad accettare. Io parlo con loro, io non ho mai sentito uno che mi dice che gli piace la guerra, che gli piacciono le armi, ma abbiamo sentito prima Giulia, ha detto gli animali, i cani, cioè questi sono loro, l'ambiente, la natura, che qualcuno deve fermare, deve fargli, eppure sono genitori, sono papà, nonni, hanno famiglie. Cos'è che ecco, il potere, professore, il potere, la storia che si ripete, la storia di Mamma Teresa, che non avremmo mai immaginato che potesse arrivare una cosa, che si ripete, come mai, professore? Ma intanto, sicuramente sono immagini devastanti e io credo che quando questi ragazzi vedono queste immagini bisogna ci sia qualcuno a spiegare il perché. Il perché sta nelle parole che diceva lei alla fine del suo intervento. Perché non facciamo memoria? Perché basterebbe ricordare quello che è successo nella prima metà del Novecento per capire quanto le guerre siano brutte. E attenzione, le guerre c'è chi le pensa, chi le genera, poi c'è chi le subisce e a subirle sono sempre questi giovani. I giovani vengono mandati in armi a combattere, giovani che essendo lì in quel luogo che deve essere che è la scuola, un luogo di educazione, di formazione, lì trovi la morte. Questo deve far riflettere. Senti Tobia, devo correre, professore, purtroppo il tempo è tiranno. Senti Tobia, prima Giulia ha detto che quando ci sono immagini di guerra a casa i genitori cambiano canale. Ecco, a te, cioè a casa tua come funziona quando ci sono queste immagini forti, molto veramente devastanti? Ecco, cambiano canale oppure parlate, spiegate? E tu in base a quello che ha detto anche il Presidente Materassi, cosa vuoi dire? Ecco. Beh, sicuro a casa mia intanto, per esempio anche quando c'è il telegiornale o mio padre per esempio tutte le mattine va a comprare il giornale, ci confrontiamo un po', parliamo, magari io certe volte non ne ho voglia, sono stanco o cerco di interessarmene poco, però comunque mi piace questo argomento perché
secondo me è importante capire quello che succede nel mondo e saper dire la propria opinione. E per esempio ne parlo tanto anche con mio nonno che l'ha vissuta sia la prima che la... Salutiamo il nonno, sì, dai. Ciao nonno. Come si chiama? Umberto. Dai, ciao nonno Umberto. Ciao nonno Umberto. Sì, dai, bisogna salutare sti nonni, vai. E diciamo lui le ha vissute e una cosa che sento sempre dire da lui anche che quello che cambia da 80 anni fa ad adesso sono soprattutto le armi, no? Perché adesso una sola persona, un presidente di qualsiasi nazione, può decidere se far saltare il mondo e diciamo secondo me questa cosa non è proprio giusta perché non possiamo mettere in mano le vite di tutte le persone, dei giovani o di tutto quello che vediamo per esempio anche alla TV, al telegiornale, dei bambini morti, in mano al volere di una persona che può essere sia giusto che sbagliato, ma non può decidere della vita di un'altra persona. Sì, Tobia, tu hai detto una cosa importante, il mio papà va a prendere il giornale, anche se io non ho voglia, ha la pazienza di farmi capire che forse assieme possiamo anche leggere e intrigarmi con qualcosa. Secondo te questi esempi che tu hai in futuro, quando sarai più grande, non sei piccolo, non voglio dire che sei piccolo, quando sarai più grande diciamo, comprerai anche tu il giornale oppure ti affiderai a questi mezzi? Perché sembra che ormai si legga solo anche i libri con questi cellulari, su internet. Secondo te è uno stimolo vedere il papà che compra il giornale, che arriva col giornale? Ti intriga? Ma oppure sicuramente no, non mi intriga perché diciamo anche in questo mondo che lo vediamo che comunque sta andando avanti con l'elettronica e diciamo non c'è più questa manualità di leggere un libro, di sfogliare le pagine o anche di andare in libreria a comprarlo, diciamo, ma è una cosa che secondo me mi aiuta tantissimo e incito a farlo a tutti perché secondo me questo mondo sta andando un po' a rotoli perché per esempio anche con l'intelligenza artificiale... Il microfono sempre vicino alla bocca, sì, anche, dicono dalla regia, vai tranquillo. Anche con l'intelligenza artificiale e con tutto il resto, il nostro cervello non è abituato a non ragionare e a non trovare lui le soluzioni, anche con cose banali. Per esempio, quando cerchiamo sul telefono una cosa, è diverso da andare in biblioteca e cercarla nel libro. Implica una serie di fattori nel nostro cervello, anche proprio verificati da studi psicologici, che ci fanno regredire, come dire, la nostra intelligenza. Allora adesso come ci saluti perché dobbiamo andare in pubblicità? Ma saluto tutti quelli che mi stanno vedendo da casa, i miei amici in sala. Gli amici, ragazzi, gli amici. I miei amici in sala e soprattutto volevo dire una cosa a tutti i giovani, di interessarsi a tutto quello che sta accadendo e di dire la propria opinione liberamente senza farsi, diciamo, da quello che dice la madre o il padre, ma pensare proprio quello che senti tu. Grazie, veramente grazie. Sentiamo, bravissima. Presidente, cosa diciamo a riflessione semplicemente, bravissimo. Quanti bravi sono questi ragazzi? Sono bravi veramente tutti, io li seguo esternamente, ma riscontro in loro una capacità culturale e cognitiva sicuramente che non avevamo noi. Adesso vedrete che regalo vi fa la Mirella, che sorpresa. Parleremo di intelligenza artificiale con un informatico. Ecco, avremo anche lui, visto la storia di una volta e la storia di adesso. Allora adesso andiamo in pubblicità. E anche questo sabato parleremo di lezioni di sicurezza. Ringrazio Gianni Poti, Presidente Fondazione Comunica, che sentiremo collegato, e ringrazio anche veramente il nostro Marco Cagnato, che ha preso il posto dell'altro ragazzo, di Tobia di Stuzzi Cagnato. Senti, quello che volevo capire, Marco, secondo te l'intelligenza artificiale, ecco, questi nuovi strumenti, questi social, quanto vi aiutano a isolarvi? Ecco, quanto vi aiutano a isolarvi? Ecco, per domanda perfetta, finisco qua. Quanto vi aiutano a isolarvi e non a comunicare direttamente con le persone? Abbastanza purtroppo, perché sono sicuro che all'inizio l'intelligenza artificiale non era stata creata, diciamo così, per questo.
ma adesso ci isola molto, perché secondo me preferiamo stare da soli senza parlare con nessuno per paura di essere giudicati. Allora sentiamo Gianni Potti, Presidente, cosa dice a questi ragazzi? Lei è un informatico, un presidente di una delle importanti realtà che abbiamo, Comunica, che si occupa appunto di questi nuovi strumenti. Prego Presidente. Ma direi che Marco ha già centrato l'argomento. Questi ragazzi nativi digitali rispetto a noi capiscono molte più cose di quello che pensiamo, e lo dico non per sviolinata, ma diciamo che le nuove generazioni hanno bisogno solamente di un accompagnamento dei formatori, perché noi non abbiamo predisposto in Italia i formatori, a tutti i livelli ne abbiamo pochi, quindi la prima sfida è formare i formatori, perché se no non entriamo nel mondo non solo della scuola ma anche universitario. E ragazzi come Marco ci insegnano, però, cioè dobbiamo dirgli alcune tematiche molto determinanti per il digitale, che sono sicuramente il tema della privacy, il tema della sicurezza intesa come cyber security, cioè devono conoscere i rischi della rete. Ecco, diciamo che questo non è ancora, ma non per spaventare, al contrario, io sono pro digitale, pro rete, pro libertà il più possibile, perché la rete è libera di suo. Basta vedere anche in questi giorni con la guerra, l'Iran è senza connessione internet, e le prime cose che vengono chiuse sono proprio queste, per non dare la libertà alle persone sostanzialmente. Quindi Marco, mi piacciono le tue parole. Senti Marco, cosa vorresti dire in base a quello che hai sentito dal Presidente Potti? Dobbiamo intrigarli di più, cercare di coinvolgere soprattutto la sicurezza. Tu ti senti sicuro, i tuoi amici, i tuoi compagni si sentono sicuri quando navigate con questi strumenti terribili? Sapete che sono bombe a orologeria, eppure, come diceva, mi sembra Tobia prima, è l'adrenalina che provate per andare a cercare qualcosa che magari in famiglia non si deve sapere, ma tra amici lo possiamo fare. Sapete quanto male può creare questa cosa, questo strumento che avete in mano? Cioè, molte volte lo sappiamo, però purtroppo lo facciamo lo stesso, e questo. Lo facciamo lo stesso. Potti cosa dice? Sì, lo sappiamo, ma ecco, accompagnarli in questi percorsi invece della privacy, della sicurezza, come ha detto lei, naturalmente con questi strumenti. Prego, Presidente. Beh, Marco l'ha detto quasi come una marachella, ma questa l'abbiamo fatta tutti all'oratorio piuttosto che chissà dove. Invece il tema vero è i grandi rischi della rete, perché dalla frode finanziaria, quel cosiddetto phishing, in cui ti prelevano i soldi dal conto e non te ne accorgi nemmeno, fino a altre situazioni tipo non fare una corretta password con un'alta, una bassa, un punto esclamativo, cioè insegnare anche come proteggersi dalla rete. Direi che questi sono aspetti che non possono essere sottovalutati, e la scuola, salvo alcuni casi, è un po' indietro sotto questo aspetto. Quindi il tema, ripeto, torno sulle competenze digitali, è il tema decisivo. L'Italia, l'ho detto credo 15 giorni fa ai vostri microfoni, è 24esima in Europa nell'indice DESI, che è quello delle nazioni europee, sulla parte di competenze. Stiamo recuperando sulla connettività, stiamo recuperando sugli hub, chiamiamoli i grandi hub dei server, ma siamo indietro da morire sull'aspetto delle competenze. Quindi investire sulle competenze è un messaggio che lancio a voi, lo lancio alla Regione, al nuovo Presidente della Regione e via discorrendo. Sentiamo cosa ne pensa Marco Cagnato di quello che ha detto il Presidente Potti. Condividi quello che ha detto? È una responsabilità? Prego. La sicurezza, tu ti senti sicuro, ti senti protetto, hai bisogno di essere accompagnato con questi strumenti, perché pensate di sapere tutto ma alla fine voi fate anche tanto male, fate male anche alla comunità. Prego Marco. Condivido quello che ha detto il Presidente. Io sinceramente non navigo moltissimo Che bravo. Cioè,
sulla rete, perché comunque mi piace più stare con gli amici, star fuori, giocare nel mio caso a calcio e studiare. Ma come mai sto calcio, sempre sto calcio? Altri sport no, ragazzi, come mai il calcio? È perché domina la situazione, cioè il calcio. Che squadra tifi, Marco? Io Milan. Cosa, Presidente Poti? Non ho capito. No, ho chiesto che squadra tifa, mi ha detto Milan. Quindi Ecco, vede Presidente, ecco. Giustamente. Il Presidente anche lui dice Materassi giustamente il Milan. Senti, cosa vuoi dire, ecco, in base a quello che ha detto anche Poti, questa scuola che deve rinnovarsi un po' di più perché voi state volando, imparate velocemente. Io avevo un insegnante, il professor Materassi, che ha detto che non dà più i compiti a casa perché arrivavano tutti fatti con l'intelligenza artificiale. Ha detto basta compiti a casa. Cosa vuoi dire, Marco? La società sta cambiando molto velocemente ed è secondo me difficile stare al passo, però comunque anche se è molto difficile, secondo me bisognerebbe almeno cercare di cambiare un po' il sistema. E il sistema scuola come funziona secondo te, proprio con questo digitale, diciamo, con questa intelligenza artificiale? Quindi l'intelligenza artificiale a scuola ha sia dei pro che dei contro, secondo me, perché ad esempio i pro sono che si può usare l'uso della LIM, che può far vedere video. Spiega bene a caso, che i nonni non sanno mica di cosa stai parlando. Quindi sai, facciamo lezioni anche qua. Spiega, è una Marco. specie di lavagna tecnologica in cui ci sono varie funzioni con cui si può scrivere attraverso un'app e si possono guardare video su YouTube, ad esempio, informativi. Quanti video guardate su YouTube? Sì, quando parlate tra di voi, diciamo. Su YouTube a scuola o? No, a casa. Ah, a casa. Dipende, io sinceramente guardo soprattutto gli highlights delle partite di calcio perché non ho, ad esempio, DAZN o Sky e quindi uso YouTube. E i tuoi amici? Cosa senti? Più sport oppure... No, io ho amici che sono dei sportivi come me, quindi parliamo di sport di solito. Bella sta cosa, bella. Presidente Poti, cosa dice a questi ragazzi, ecco, a questi insegnanti che abbiamo qui questa mattina, ecco, la storia, loro stanno insegnando una storia, stiamo leggendo il viaggio di mamma Teresa, magari si può leggere anche online e magari intrigare di più questi ragazzi, ecco, anche con la loro storia, perché la storia è anche questa, non c'è solo intelligenza artificiale. Prego, Presidente Poti. Ma anche l'intelligenza artificiale ha varie facce, quindi mi piace quello che ha detto anche Marco, ma avevo sentito anche la parte prima della trasmissione. Il tema dell'intelligenza artificiale va visto a 360 gradi. Faccio un esempio. Sulla ricerca, su malattie rare, su tutta la parte, diciamo, relativa al DNA, relativa alle nuove scoperte. Avremo delle sorprese fantastiche pro umanità per la gente. Lo stesso dicasi per riorganizzare il mondo del lavoro. Il problema è che se noi stiamo fuori come Italia da questa partita siamo out, questo è il tema vero. Al tempo stesso, se un ragazzino finisce nel deep web, la parte oscura del web, non è bene quello che può trovare, perché si trova da costruire un bazooka fino a chissà quali altri reati che non cito nemmeno in televisione per non creare emulazione. Ecco, diciamo che va distinto la parte buona dalla parte non buona. Allora come lo risolviamo? Legiferando, cioè facendo una normativa chiara. Diciamo anche che l'Europa ha fatto un documento sulla intelligenza artificiale per semplificare le cose. È un documento che sfido chiunque a averlo letto tutto, di 400 pagine, una cosa da suicidio. Questa è l'Europa, cioè un'Europa bloccata che ha fatto questo documento che sicuramente fatto bene, c'era una commissione di assoluto valore, ma questo non va bene perché nel frattempo la grande guerra la stanno giocando Cina e Stati Uniti e sono queste le due superpotenze e se la stanno combattendo a colpi di digitale. Che poi i colpi finiscano in un modo o nell'altro, questo lo dirà la storia, però questo è lo scenario internazionale. Il problema vero nostro quindi è come Italia prima e come Europa in seconda battuta essere parte degli attori. Noi siamo abbastanza fuori, per non dire fuori del tutto,
da quello che sta succedendo. Se voi guardate adesso il passaggio vero, e chiudo, sull'intelligenza artificiale è che dopo ChatGPT, perché per la maggioranza di noi è questo, non è solo questo, stanno uscendo tutte le app, giusto Marco? Tutte le nuove app che in qualche modo consentono di fare altre cose. Ce n'è una che ti fa da assistente personale, un'altra, cioè si stanno verticalizzando e ne usciranno una infinità. Bisogna saper scegliere all'interno quello che ti serve veramente, però stiamo entrando nella fase 2 dell'intelligenza artificiale, quindi non banalizziamola, non è solo ChatGPT, non è una specie di evoluzione di Wikipedia, robe di questo tipo, ma è molto di più. Ne ho vista una bellissima che ti fa anche i riassunti, che ti fa la traccia concettuale, cioè veramente una cosa incredibile. Ci sono nella rete delle app ogni giorno più evolute. E Sì, ma stiamo attenti con le app, specialmente i diversamente giovani che non sbagliano a schiacciare. Presidente Poti, dobbiamo insegnare a questi diversamente giovani anche a usare le app, non sanno neanche cosa sono, schiacciano subito, velocemente e si fanno di un male a volte. Sì, allora, Marco, sì, come ci saluti? Con quale messaggio? Cosa vuoi dire, avendo sentito anche il Presidente Poti? Grande, siamo molto digitali, però non vedo Poti stamattina, nonostante gli strumenti. Lo sento ma non lo vedo, ma non importa, lo vedremo prossimamente. Cosa vuoi dire? Come vuoi salutare, Marco? Condivido quello che ha detto il Presidente, e complimenti per le parole, e vorrei dire ai noi giovani di non dare niente per scontato, perché molte volte diamo per scontato molte cose e quindi non le reputiamo importanti, anche se davvero sono importanti. E chi vuoi salutare tu, Marco? Tutta la mia famiglia, i miei amici e i miei nonni. Oh, i nonni come si chiamano? Quindi nonno Bruno, che purtroppo non c'è più, nonna Paola, nonna Lina e nonno Danilo. Ecco qua, un bel saluto ai nonni, Marco, dai, veramente. salutiamo anche Modric. Cosa, Potti? Modric. Salutiamo anche Modric. Spero che mi guardi, però... Grande Presidente Potti, grazie a Marco. Noi invece andiamo a vedere nella storia la giornata delle memorie e testimonianze, andiamo a sentire, e abbiamo un altro ragazzo, adesso entra Gioele Bandiera e poi sentiremo chi è Gioele. Al Sant'Artemio la memoria prende volto e nome. Durante la mattinata dedicata alla giornata della memoria è stata consegnata la medaglia d'onore ai familiari di Erminio Pizzaia di Pederobba, militare internato nei lager nazisti. A ricevere il riconoscimento la figlia Nella, particolarmente emozionata. Che persona era? Mio padre è una persona semplice, cioè come dire, normale, e non ha mai parlato di quello che ha vissuto. Perché è stato deportato? Perché ha detto no al nazifascismo. Lui faceva parte di quegli internati che sono stati catturati nel fronte slavo dopo l'8 settembre 1943 e deportati appunto nei campi di concentramento. Lui nello specifico fu prima portato a Stettino e poi spostato in un momento successivo nel campo di concentramento di Sandbostel. Lì rimase fino alla liberazione, vale a dire aprile 1945, e dopo la liberazione ancora furono tutti trattenuti per altri mesi prima di rientrare in Italia. Un riconoscimento che rende concreto il legame tra storia e territorio, frutto di un'attenta ricerca archivistica che restituisce dignità e memoria a una vita spezzata, ricordando come quel passato non sia lontano, ma continui a interrogarci sul presente e sul futuro. Allora saluto il nuovo arrivato che è Gioele Bandiera. Ciao Gioele. Buongiorno. Grazie, però prima volevo sentire il professor Materassi in base a quello che abbiamo visto. Vediamo anche questo libro Arrivo a Mauthausen, ma soprattutto quello che abbiamo sentito di questi figli. Ecco, non parlavano, si parlava poco in casa, si cercava di non far capire quello che era successo. Prego, professor Materassi. Sì, quello è una costante. Non aver parlato al rientro a casa e successivamente anche con i figli, anche perché per noi in generale le sofferenze subite proprio sui figli, e quindi quando molte volte si parla dei nonni, lì sta la facilità
di chi ha subito una sofferenza, parlarne più con i nipoti. Si salta una generazione perché si parla anche molto più liberamente. Abbiamo molti esempi, io potrei raccontare il mio dell'esempio. Come mio padre aveva scritto un libro, un diario, io l'avevo letto sempre sinceramente come un diario di un prigioniero di guerra, no un internato militare che è un po' troppo diverso. Sì. E invece quando ne parlavamo della Germania, cioè, difficilmente se ne parlava. Con i nipoti invece c'era tutto un altro tipo di rapporto, li parlava anche in tedesco. Certo che però è facile parlare con questi ragazzi. Sì, Joelle sì. Bandiera, cosa vuoi dire? Hai sentito i tuoi amici, i professori, il presidente? Ecco, cosa vuoi aggiungere? Cos'è che ti ha intrigato, ad esempio, questa mattina ad ascoltare con ognuno di noi quello che hanno detto, quello che abbiamo sentito? Prego, Joelle. Beh, è molto anche importante sapere anche i diversi punti di vista dei compagni e come molti hanno detto è importante parlare con i propri genitori e buttarsi anche in cose che non vorresti fare, buttarsi e provare. Anche sbagliando, ma bisogna provare, vero Joelle? Sì. A casa ne parlate di quello che sta succedendo anche con queste guerre, la storia che la professoressa Pascal e il presidente Materassi cercano di insegnare? Ne parlate a casa, questi genitori ascoltano? Come vedi tu la storia nella tua famiglia? Sì, basta pensare anche agli esempi di oggi, alle guerre in Palestina che si sentono ai telegiornali. Però diciamo che in Italia sono molto spesso, tutto questo è un rumore di sottofondo. Per molte famiglie come la mia ascoltiamo il telegiornale mentre ceniamo e tutto questo diventa un rumore di sottofondo e diciamo poverini, però non è che ci fermiamo e ci interessiamo di più, diventa una cosa sotto le righe, ecco. Senti Joelle, una cosa che mi interessa capire, tu hai detto quando ceniamo guardiamo il telegiornale e trovi giusto cenare e guardare il telegiornale oppure preferiresti cenare, dialogare con i tuoi genitori e magari dopo guardare la televisione? Perché ormai è un rituale, secondo te? Secondo me è importante il parla a cena, parlare con la propria famiglia perché durante l'arco della giornata è molto improbabile trovare del tempo per parlare con tutti loro perché i genitori sono a lavorare e noi con i diversi impegni non abbiamo tempo e quindi la cena è un momento per parlare, dialogare su cose che sulle cose che teniamo a Cos'è che ti intriga di più quando senti i telegiornali? Dov'è che sei più attento? Quando raccontano la storia, oppure lo sport, la musica? Cos'è che vi intriga di più nella televisione? Beh, a noi giovani potrebbe intrigare di più le cose che ci interessano, per esempio a molti il calcio, i risultati delle partite, oppure ad altri può interessare l'intelligenza artificiale e quindi si sofferma su questi argomenti. I documentari, ecco, i concerti, la musica, i musei, la storia, quanto vi intrigano? Io che suono la chitarra elettrica e quindi sono un appassionato della musica. Avete capito? Mi soffermo di più magari anche su questi argomenti e i documentari forse sono oggi magari sono meno seguiti rispetto a una volta. Ecco, il Festival di Sanremo come l'hai visto? Sì, è un evento molto importante in Italia e come moltissime famiglie anche noi l'abbiamo visto e seguito. Avete capito come funziona? Presidente, diciamo, anche questa è la storia. Allora, il Festival di Sanremo è la storia dell'Italia dal 51, mi sembra, 52 ad oggi. È uno spettacolo che nel mondo fa vedere, poi piaccia o non piaccia,
fa vedere la cultura della canzone italiana. È uno di quegli spettacoli sicuramente che ti fa stare davanti al video. Magari mettere anche un po' di storia ogni tanto non farebbe male. Allora, qui entreremo in un altro contesto, quanto il nostro paese è acculturato, perché se ci rendiamo conto, non mi ricordo quanto lo share che ha avuto il Festival di Sanremo rispetto a dei momenti televisivi di confronto sulle questioni più importanti. Senti Gioele, ormai devo chiudere perché siamo quasi... Come vuoi salutarci? Chi vuoi salutare anche tu? Allora, saluto i miei genitori, mia sorella, i nonni. Come si chiamano i nonni? Allora, c'è il nonno Gilberto, il nonno Gianni, nonna Mary e nonna Alice. Quanto bene vuoi questi nonni? Tanto. Avete sentito nonni? I genitori lasciamo stare stamattina, io voglio i nonni stamattina. Voglio salutare tutti i nonni perché sai che sono per Mirella scrigni preziosi, io li chiamo. Sono proprio dei scrigni preziosi. Allora grazie veramente di essere stato con noi. Gioele, vuoi salutare con qualcosa? Vuoi lasciare un messaggio? Sì, come ha detto all'inizio a tutti i giovani della nostra età, di buttarsi e provare nuove esperienze. Grande, Gioele. Allora facciamo entrare anche Mario Fuser. Vieni Mario, che sentiamo anche Mario. Buongiorno. Hai l'armatura Mario tu? No, onestamente no, perché i miei genitori fanno apposta a non darmela. Quindi se sbaglio mi danno una mano, ma devo essere io a capire dove e a rimediare. Hai degli occhi bellissimi, Grazie. Complimenti Mario. Ascolta Mario, ma con quegli occhi le ragazzine come ti guardano? Dai Mario, racconta, dai. Spero come amico. Beh, è logico, spero come amico. Ascolta Mario, cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale, di questi strumenti che avete in mano? Quanto pericolosi possono essere se non siete anche seguiti? Perché vi piace osare, vi piace navigare, anche se dite di no, ma quando potete andate a vedere o sbaglio? Allora, io non ho il cellulare e in certi casi dico per fortuna. Chi è che non ti dà il cellulare? La papà, la mamma o tutti e due? Entrambi. Entrambi, niente cellulare? Sì, mi hanno detto che me lo regaleranno al compleanno dell'anno prossimo e secondo me l'intelligenza artificiale è un po' come il basket, perché io faccio basket. Scusate, bene, grande Mario. Con tutto rispetto anche per i calciatori. Perché l'intelligenza artificiale ti dà una mano a fare il canestro, però quando poi non la usi becchi il ferro o poi non fai canestro. Ascolta Mario, ti senti un po' differente dagli altri, non avendo il cellulare proprio non te ne frega niente? Allora, onestamente non mi importa, per comunicare se proprio devo utilizzo quello di mia mamma. Perciò non è che senti sto problema, anche se non ce l'hai faccio lo stesso. E la storia quanto ti intriga Mario? Questa storia raccontata anche dal presidente, dalla prof che ha scritto questo libro bellissimo. Secondo me è un periodo di terrore, anche nelle guerre di oggi succede tutto perché qualcuno vuole delle risorse e secondo me non è una cosa giusta perché ci sono persone che vogliono vivere tranquillamente, perché poi con la guerra si rovina non solo le persone in generale ma anche i monumenti. Bravo. Che se un giorno qualcuno vorrebbe andare a visitare potrebbe trovarli distrutti o proprio che non ci riconoscere più la storia, il passato. È molto importante quello che dici Mario, ti ringrazio per aver ricordato non solo le persone ma anche la storia dei paesi va distrutta e noi non possiamo saperla. Senti Mario, questa scuola ti intriga? Com'è questa scuola che frequenti? Secondo me è una bella scuola, poi io abito a Ponzano quindi devo fare un po' di strada, però quella strada la faccio con voglia. La fai da solo o ti accompagnano? No, mi devono accompagnare. Quanti anni hai? 12. Allora, Presidente, sarebbe ora che andassero anche a scuola da soli o trova giusto ancora accompagnarli, nonostante la storia insegni che una volta si andava a scuola da soli, non c'erano i pericoli che c'erano adesso, però poco accompagnati. Io ho visto un documentario di bambini del terzo mondo, per andare a scuola Mario, cosa passano, quante ore ci impiegano nel pericolo più totale. Presidente? A parte quello, io
sono di una generazione dove a scuola andavamo a piedi. Io mi ricordo la prima media, quindi un anno in meno di questi ragazzi, mi facevo quasi 2 chilometri dalla stazione lì alla scuola dove era a Firenze. Oggi sarebbe impensabile, sinceramente. Sarebbe impensabile, Mario, quello che dice il presidente Mattelau. Voi avreste piacere anche di andare da soli oppure avete capito che ci sono dei pericoli? Allora, di pericoli non mi preoccupo, però l'unica cosa è il tempo. Perché sarebbe tipo di svegliarmi presto. Questo cosa vorrebbe dire, ad esempio? Perché io ci metto mezz'ora per arrivare, quindi io mi sveglio alle 6:30 andando in macchina. Se andassi da solo mi dovrei svegliare molto prima. E questo diventa un problema. Sì. Però magari andare da solo, cosa dici? Ti intrigherebbe anche se dovessi... Se abitassi vicino mi piacerebbe molto. Ti piacerebbe. Vi sentite in grado di autogestirvi oppure è un problema? No, io secondo me mi so autogestire. Avete sentito? Paola da Campo San Piero, vai Paola, veloce! Ciao Mirella. Ciao. Cerco di essere veloce. Mio zio, deportato in Germania, gli dava da mangiare scorze di patata. Io ho fatto una stagione, volevo lavorare in Germania una stagione, e la signora mi faceva peare patate, carote, quello che era, mi faceva peare. Non si sa cosa chi le mette. Ecco, e qua mi viene proposte come gourmet, come cose così, patate scorse fritte, che robe là, ma insomma, ecco, non so, si dà da pensare. Le patate fanno pensare alla nostra Paola da Campo San Piero, eppure le patate in campo di concentramento erano perle. Chi arrivava ad avere una patata una volta, Presidente, aveva patate e scorse le patate, come dice Paola. Beh, diciamo che arrivare a una buccia di patata marcia era un rischio, perché se i capò, se i tedeschi trovavano internato un prigioniero che raccattava una buccia marcia, ne pagava le conseguenze. Quelle parole che sta dicendo il Presidente, riuscite a capire la profondità di quello che dice? Riuscite a capire cosa vuol dire una volta non aver niente, non mangiare? Ecco, questi campi di concentramento, queste figure che vedete, parlo in generale dal bambino al meno giovane, come li vedete voi quando ve li fanno vedere? Secondo me, come ha detto prima il Presidente, anche una buccia di patata poteva fare la differenza. E secondo me in questo mondo siamo troppo fortunati, qualsiasi persona. Ma riuscite proprio a entrare nel profondo oppure giustamente non potete capire perché non l'avete provato? Queste immagini di questi corpi senza più, quasi non hanno neanche la pelle fra poco. Ecco, come li vedete? Vi fanno oppure compassione oppure li vedete un po' superficialmente? No, a me mi dispiace tanto perché dopo questo momento sono morte milioni di persone e bisognerebbe ragionare in più aspetti. Ascolta, ormai siamo in chiusura, chi è che vuoi salutare, anche tu Mario? Allora voglio salutare la mia famiglia, mio fratello che mi accompagna ogni giorno e i miei nonni. Come si chiamano i nonni? Allora Mario che non c'è più. Guardalo. Mario che non c'è più. Ah, Mario che non... però lo ricordi? Sì, poi mio nonno Lucio, mia nonna Uliana e mia nonna Filomena. E quanto bene vuoi questi nonni? Tanto. Ecco, almeno stamattina ve l'hanno detto perché avete sentito, se non dico io neanche, però vi vogliono tanto bene. Quello sono sicurissima. Ecco, forse è tutto questo sistema, tutti troppo in fretta. Sai che ho dei nonni che mi dicono, sì, i miei nipotini vengono a trovarmi, ma si siedono sul divano col cellulare, ciao. Ecco, tu quando vai a trovare i nonni invece parli con loro, Mario? Sì. E di cosa parli con i nonni? Con mio nonno parlo di calcio, visto che anche lui tifa Milan come me. Va bene, Presidente, stamattina? Con mia nonna invece mi diverto a cucinare. Ah, ti piace cucinare? Il tuo piatto preferito qual è, Mario? La pasta ragù. Ah, ma pensa a te, come la fa la nonna non la fa nessuno? La mamma è brava come la nonna o no?
più la nonna. Mamma, niente da fare, non hai ancora la sufficienza questa mattina. Allora veramente grazie Mario per quello che hai detto, ma soprattutto, ecco, un pensiero invece ai tuoi compagni. Cosa vuoi dire? Anche alla professoressa Pascale, dai. Guardali. Il divertimento è l'unica cosa che conta, e anche il coraggio. Allora, il divertimento ai ragazzi, il coraggio alla professoressa di tenervi a bada tutti quanti, questa prof che ce la mette tutta. Cosa dici Mario? Sì. Diciamo grazie a questi professori. Grazie. Grazie, in particolare alla professoressa Pascale. Ma cos'ha la professoressa Pascale che vi intriga? Dai, ditemelo. Che ci fa stare in silenzio. Dovete ascoltare, vero Mario? E vi piace ascoltare? Oppure preferirete più parlare? A me piace tanto ascoltare e poi è l'unica professoressa che ci fa stare in silenzio, con altre professoresse invece parliamo. Ascolta, questa mattina, ecco, questa trasmissione com'è andata secondo te? Cosa hai sentito? Ti è piaciuto? Vorresti tornare? Cos'è ti ha intrigato di più? Mi è piaciuto ascoltare i miei compagni. Ti è piaciuto ascoltare i tuoi compagni? E quello che ti ha intrigato di più, quello che ti hai sentito più vicino, chi è stato di questi compagni che hanno parlato? In generale tutti. Ah, avete che visto che risposta diplomatica. È proprio bravo, vero Mario? Però parlano sinceramente, vedete, sono sinceri questi ragazzi. Allora, professor Materassi, come ci saluta? Con quale messaggio? Ma intanto ringraziandovi per questa possibilità di far vedere, diciamo, questi ragazzi che hanno idee, hanno cultura, hanno un modo spigliato di esprimersi, sono educati e questo sta perché in qualche maniera sono preparati bene. Ecco. Grazie veramente, grazie a Orlando Materassi, grazie alla professoressa Silvia Pascale, grazie a Mario Fuser, Gioele Bandiera, Tobia Listruzzi Carniato, Marco Cagnato, Donato Pantaleo, Pier Vittorio Bortoluzzi, Viola Tonello e Giulia Facchi. Li ho nominati tutti perché era giusto nominarvi, grazie. Ecco, mi fanno così, vuol dire che ho centrato, io. Ecco, grazie. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella che va ai bisognosi. E soprattutto grazie anche a voi questa mattina e domani la festa delle donne, non so che festa sarà, non so perché la chiama festa, anche il fiore abbiamo che sfiorisce in un giorno, pensate, neanche quello non hanno indovinato, ma non importa, noi andremo avanti le nostre guerriere che siamo noi. Grazie. Siamo arrivati a casa di Vivian Vilma a Favaro Veneto. Dall'ultima volta che ci siamo visti vanno peggio. Adesso la banca praticamente non mi vuole più rinnovare il fido, quindi mi mettono spalle al muro. Inoltre ho chiesto un attimo un parere anche alla municipalità, al presidente, insomma guardavano il mio negozio, mi hanno detto che ho un negozio che non è tanto moderno per i tempi di adesso e che potrei aprire un sexy shop che avrei più successo. Mi ha offeso come donna, umiliato proprio come lavoratrice, perché io ho detto che ho aperto un negozio per provvedere a me, a mia figlia soprattutto. Gli unici siete stati voi a portarmi un po' di speranza. Bene, allora adesso entriamo in casa. Volentieri. Stiamo già cominciando a salutare la nostra casa, perché come faremo a pagare il mutuo? Voglio lavorare, voglio portare sul paese, non permetto a nessuno che mi metta in ginocchio. Io ho detto che lotterò sempre. Grazie di cuore innanzitutto, è veramente una cosa bellissima quella che fate. Ecco, questo è l'assegno Vilma di Rete Veneta. Grazie a voi che mi avete ridato tanta speranza, perché non sempre con la nostra forza morale possiamo farcela. Noi con questi pagheremo intanto una bella spesa, poi pagheremo un po' di bollette, un po' di spese e grazie a tutti i telespettatori di Rete Veneta che contribuiscono a questa grande cosa che solo Rete Veneta sta facendo, perché bisogna dirlo a voce forte. Grazie. Till we see the sun show rise. Cari amici, finalmente, dopo un lungo tempo di assenza, eccoci qua, grazie a voi ancora una volta, siamo a Treviso e stiamo per incontrare Simonetta. Stiamo entrando in casa di Simonetta. Bisogna fare. Chi si ferma è perduto.
Tu hai anche 2 figli che sono all'estero perché qui non trovavano lavoro. E ti trovi da sola, hai un compagno che non lavora. Cosa vuol dire vivere? Spiega quei politici che non riescono a capire avere solo 200 euro al mese. Purtroppo come tante persone che hanno tante difficoltà e questi politici devono capire che la gente non ce la fa più ad andare avanti e tanta gente veramente fa anche gesti estremi. Io non arrivo a tanto perché ho 2 figli. E tu mi hai detto per fortuna che c'è il banco alimentare. Cosa vuol dire per te il nostro banco alimentare? Vuol dire tanto perché quest'anno abbiamo fatto un Natale decoroso, l'anno scorso che la pasta asciutta non avevamo in casa. Io ringrazio tutti di vero cuore, veramente sono senza parole. Come sempre Mirella con il banco e al banco alimentare ho sempre delle belle sorprese, insomma. Ti aspettavi l'assegno, Simonetta? No, assolutamente. E io ringrazio anch'io che ci avete permesso di aprire il 2015 con un altro assegno. L'anno comincia, io ho tanto bisogno di voi perché voi non avete idea cosa è successo nel periodo che non ci siamo visti. C'è tantissima gente che ha bisogno e se non ci aiutiamo tra noi nessuno ci aiuterà. Grazie di cuore da Mirella, da Simonetta e da tutte le persone che voi avete aiutato. Ve lo meritate. Ciao.